Eccoci, buonasera, ben ritrovati. Allora siamo in edizione straordinaria nuovamente. Avete visto che oggi nella nostra prima edizione abbiamo continuato con tutte le notizie perché il maltempo ha colpito, sta continuando a imperversare nella nostra regione. Ha iniziato a piovere ancora da ieri pomeriggio, una notte di pioggia e ancora la pioggia è ritornata copiosa nel pomeriggio intorno alle 16. Purtroppo si andrà avanti, il bollettino dell'ARPAV è pesante, si continua con le piogge copiose, dunque noi ci colleghiamo per darvi in diretta tutti gli aggiornamenti. Sappiamo che le province più colpite in questo momento, quelle che stanno soffrendo maggiormente, sono la provincia di Padova e poi ancora la provincia di Verona. Tantissime le notizie, tantissimi gli aggiornamenti e sui social network esplode anche la rabbia di tanti cittadini che in queste ore hanno i garage e gli scantinati allagati. Diversi COC aperti in tutto il Veneto, il primo ad essere aperto è stato quello di Vicenza, a seguire poi c'è stato quello di Padova in Corso Australia. Questa mattina convocata la riunione presso la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera. Partiamo subito con un'ultimissima che ci porta invece nel veneziano, nel comune di Mira. C'è stato il cedimento di una scarpata causato ovviamente dal maltempo. Siamo lungo la strada provinciale 27 tra i comuni di Mirano e Mira. In accordo con i vigili del fuoco, polizia locale e amministrazione comunale di Mira, città metropolitana di Venezia, è stata emanata un'ordinanza che istituisce un senso unico con direzione Mira verso Mirano, il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate. Dunque comune di Mira nel veneziano, il maltempo, senso unico alternato, divieto ai mezzi pubblici, strada provinciale 27. Ora con i contributi, primissimi servizi che abbiamo realizzato per voi ci portano nel Padovano, dove questa mattina c'era la nostra Chiara Gaiani, nella bassa padovana tra i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia, scuole chiuse già questa mattina perché davvero le strade erano impraticabili. Allora partiamo con questa edizione straordinaria facendovi vedere le immagini che arrivano direttamente da Casale di Scodosia. Ieri sera avevamo provato ma non funzionava, adesso funziona e grazie a Dio stiamo riuscendo a filtrare tutta l'acqua, diciamo, nelle fognature. Lei vive da sempre qui e non era mai successo? Lei non ha mai pensato che il suo giardino potesse allagarsi? No, così no, una cosa impressionante così no, proprio una bomba d'acqua che non si è mai vista una cosa del genere. Stavamo cercando di raggiungere un allevamento di tacchini dove questa notte sono morti 9.000 animali, pensate, però guardate cosa ci siamo trovati davanti, la strada è completamente allagata, c'è un camion in panne, un vero e proprio disastro. Siamo veramente in una crisi molto importante, non è mai capitata in questo paese un'alluvione così importante, anche perché ha colpito un territorio molto vasto e noi avendo le valli che sono inigue, dunque le acque vanno tutte a confluire là e passano tutte per Casale, dunque siamo andati in crisi per questo. Avete scuole chiuse, strade chiuse, addirittura sfollati? In previsione sì, ci saranno degli sfollati che abbiamo, dunque colgo l'occasione per ringraziare la nostra casa di riposo che ha messo a disposizione delle stanze se ci sono necessità, e abbiamo 16 strade chiuse, 13 vie importanti, anche quelle più principali, e ieri era chiusa anche piazza Matteotti, dunque una quantità di acqua così io non lo ricordo mai aver visto a Casale di Scodosia. Quante case avete allagate adesso, sindaco? Ma io credo siamo nell'ordine di qualche centinaio di case allagate. La protezione civile da stanotte e da ieri pomeriggio stanno consegnando sacchi di sabbia per limitare le entrate sulle case delle acque, e poi quando l'acqua calerà, grazie anche ai vigili del fuoco di Este, che abbiamo 2 squadre, cominceranno a pompare acqua sulle scantinati, ma questa non è una priorità, la prima priorità è quella di non fare entrare acqua sulle case. Chiede lo stato di calamità, tutto pronto? Lo sto firmando adesso.
Lo sta firmando adesso, dunque lo stato di calamità è la prima misura che possono mettere in piedi i comuni. Sapete che invece è stato dichiarato lo stato di emergenza, questa mattina lo ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia, e poi c'è stato un passaggio per il nostro Veneto, pensate anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi ve lo leggiamo, ma intanto vi facciamo vedere la situazione, ci spostiamo un po' più in là, restiamo nella provincia di Padova, siamo a Montagnana, anche qui scuole chiuse, sottopassi allagati per raggiungere Montagnana, che sapete essere una città murata molto antica. Vediamo il servizio. È diventato un lago il vallo che circonda le mura di Montagnana, un'immagine simbolo del disastro che si è abbattuto in questa zona della Bassa Padovana. Nessun danno al centro storico, la situazione è drammatica nel resto del comune, a partire dalla strada regionale. Addirittura c'è un pezzo di strada di quella della circonvallazione che è ceduto. Sì, un pezzo di strada della circonvallazione che è una strada regionale, proprio anche dovuto anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, ha fatto sì che ha ceduto circa un 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circonvallazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune. Ci fa un po' il quadro della situazione. La situazione per quanto riguarda, ecco, questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchini, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi dove che abito io, anche c'è mia madre di 95 anni che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua. Il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere, e quindi questo dà, specialmente nei cantinati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere è veramente pericoloso. Dopo abbiamo situazioni critiche nelle frazioni. Scuole chiuse in tutto il comune, al lavoro senza soste i dipendenti del comune, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cittadini. Notte insonne anche per il sindaco. Stiamo predisponendo tutta dal punto di vista di carte, in modo da avere proprio la calamità naturale. Allora, noi restiamo nel Padovano. Questa mattina 2 frane sono cadute, una ad Arqua Petrarca, una invece a Monselice, interrompendo parzialmente le strade. Al lavoro subito i tecnici comunali e protezione civile. Danni soprattutto nella zona dei Colli Euganei e nella zona termale. Nella zona termale nella notte è stata parzialmente allagata una casa di cura. Anche qui fortunatamente si è intervenuti, non ci sono stati danni ai macchinari. Facciamo il punto, nel prossimo servizio andiamo ad Abano Terme. I colli feriti, zuppi di acqua, una quantità enorme, quella caduta in poche ore in piena notte a Teolo. La situazione più critica in via Calti Pendice, dove il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarina, ha effettuato un sopralluogo. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono oltre Teolo, qui ci troviamo via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arqua Petrarca. Ci sono 15 frane ad Arqua Petrarca, 9 a Galzignano. Strade allagate, canali in sofferenza, anche a Rovolone e Vo. A Galzignano ci sono state 9 frane, 15 ad Arqua Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura di alcune vie, via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Montebignano e via Costa. A Monselice una frana ha invaso la strada proprio dietro la Rocca e uno smottamento di terreno è finito nella piscina di una villetta. Nel comune della Rocca le scuole sono state chiuse per tutta la giornata. Decine di volontari impegnati anche nella zona delle terme, con oltre 120 chiamate ai numeri di emergenza. Consigliamo a tutte le persone che hanno seminterrati, garage, a evitare di posizionare auto, oggetti di valore all'interno dei seminterrati o dei sotterranei. Ad Abano l'acqua è arrivata anche nella parte interrata della casa di cura, strade allagate anche nel quartiere di Giarre. Allora, il primo cittadino, l'avete sentito, Federico Barbierato, ha incontrato altri sindaci con un incontro in prefettura convocato intorno alle 15 oggi pomeriggio, proprio per fare il punto, per segnalare la situazione. Sapete che la prefettura, come organo del Ministero degli Interni, è il primo contatto
il primo contatto che fa arrivare, come dire, le notizie al governo dei sindaci che si sono adoperati per tutta la notte e anche in mattinata per cercare di portare, come racconterà anche lo stesso Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, sacchi di sabbia ed aiutare le popolazioni in difficoltà. Intanto andiamo a vedere su Padova che cosa è successo, poi vi faremo vedere un video, il video postato sui social network che diventano sempre in questi casi un'importante cassa di risonanza, riescono a dare voce ai cittadini di una persona che in canoa si è mossa in piazza ad Este. Ma intanto facciamo il punto per la situazione di Padova e poi ci collegheremo anche con il vice sindaco per vedere ad oggi, in questo momento, con le piogge che sono tornate a scendere copiose, com'è la situazione. La strada si è riempita d'acqua, per cui era come un fiume in piena, nel senso che arrivava più o meno al ginocchio. Nel frattempo qui era già diventata una piscina, ha spinto di là nelle bocche di lupo, per cui si sono riempite le bocche di lupo che con una certa velocità sono arrivate praticamente a saturarsi e dunque hanno sostanzialmente, diciamo nel caso del mio vicino, sfondato una finestra e quindi la pressione dell'acqua poi ha anche sfondato il muro di tramezzo tra le nostre case. Mezzanotte 40, via Guasti e la Guizza si trasforma in un fiume. Il racconto di una residente che si è vista entrare l'acqua in casa nella zona del seminterrato. Quello che si è abbattuto su Padova mercoledì notte è stato un temporale senza precedenti, come ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi. Abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800, quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. 90 mm di acqua in un'ora e mezza hanno mandato in sofferenza canali di scolo e canalette che non sono riuscite a far sfogare l'acqua. Almeno 25 le strade allagate in città, a Brusegana il bacino di laminazione si è riempito e via Santi Fabiano e Sebastiano si è allagata. Anche nell'area di Borgo Peano, in zona Montà, strade scantinate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverna e Garage e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiusa e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Sottopassi allagati con auto rimaste ferme a Rio, Travolta Barozzo e Ponte San Nicolò e in zona Stadio. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Alla Guizza allagata anche Via Fondà, l'Enel ha lavorato tutto il giorno per ripristinare la corrente che manca ancora in alcune zone tra Volta Barozzo e Forcellini. Pompe dallo scaricatore di Canordio e Limenelle in funzione per scaricare l'acqua nei fiumi, ma si guarda con apprensione alle previsioni critiche per tutta la serata e per la piena del Bacchiglione che dovrebbe arrivare per mezzanotte e che le stime del Genio Civile definiscono importante. Allora, siamo tra i comuni ora del Veronese, Cologna, Veneta e Ziminella, con le immagini che vedete che arrivano direttamente da Drago 153 del reparto volo di Venezia,
che è passato sopra l'abitato e i suoi dintorni di Cologna Veneta per monitorare i numerosi allagamenti che hanno coinvolto anche il comune di Zimella. Le immagini sono quelle che vedete e documentano la rottura dell'argine del fiume Guà sotto la pressione dell'acqua tra i due comuni veronesi. Nei due centri numerosi allagamenti che hanno coinvolto principalmente le campagne ma anche alcune aziende. L'acqua si è poi riversata nel fiume Fratta, che a sua volta ha creato un piccolo cedimento senza grandi conseguenze. Le conseguenze maggiori, lo potete immaginare, sono anche per gli agricoltori che in questo momento stanno già contattando le diverse associazioni di categoria per segnalare i vari disagi che ci sono stati. Sentiremo tra poco anche il presidente Carlo Salvan, che è intervenuto con noi nel corso della prima edizione, che ha raccontato come stiano arrivando già le prime segnalazioni e come, per quanto riguarda gli allagamenti subiti nelle campagne del Veneto dei mesi scorsi, ancora nessun risarcimento sia arrivato. Mese di maggio, mese di colture, mese di seminativi e dunque un mese particolarmente delicato per l'agricoltura del Veneto che era presente con una grande delegazione, è stata presente in Europa ed era presente anche alla fiera dei trasporti e della logistica per battere i pugni e chiedere che la transizione energetica avesse un occhio di riguardo soprattutto per i piccoli imprenditori, i piccoli agricoltori, piccoli e grandi agricoltori del nord-est. Dunque avete visto, Coldiretti ha lanciato già un primo allarme, la conta dei danni ha iniziato a farla anche già il presidente del Veneto Luca Zaia questa mattina, con a fianco l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin nel punto stampa convocato in mattinata. Allora facciamo il punto, vediamo di capire che cosa è stato detto. L'emergenza c'è e ricordo che il Veneto purtroppo è in allerta rossa. Onestamente un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo, perché tale è, e siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Per questo la Regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che è, diciamo, il protocollo operativo di un'alluvione vera e propria. Abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. Un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona, che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita, almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione e prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi. Non uscite dalle case, l'ha detto oggi anche Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Tante sono le case allagate e continuano anche ad essere diversi i comuni in cui è mancata la corrente, dunque si sta vivendo senza luce. Questa mattina tutta la zona del Padovano di Guizza e Volta Barozzo è rimasta senza corrente elettrica. Nella Marca di Strana un fulmine è caduto in una centralina, anche se peraltro la Marca trevigiana è stato uno dei territori meno colpiti dal maltempo. Vi leggo invece le parole
del presidente Mattarella, che ha detto oggi in una dichiarazione assoluta vicinanza alle comunità venete colpite dal forte maltempo di queste ore ed anche a chi sul campo sta fronteggiando le emergenze prestando soccorso ed aiuto. Ancora una volta la nostra regione vede il suo territorio segnato da eventi calamitosi eccezionali, segnale inequivocabile del mutamento climatico in atto. Lo ha detto anche Martella oggi in diretta con noi a Prima Edizione. Allora, avete sentito case allagate, ci sono interi quartieri che sono senza luce. Allora noi saliamo sui Colli Euganei e vi facciamo sentire le dichiarazioni del presidente del Parco dei Colli. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono Oltreteolo, qui ci troviamo, via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arquà-Petrarca, ci sono 15 frane ad Arquà-Petrarca, 9 a Galzignano, ma tutti quanti i comuni sono stati interessati da frane, da smottamenti e ad allagamenti. La condizione è ancora preoccupante perché in giornata sono previste ulteriori precipitazioni. Un ringraziamento particolare va a tutti i sindaci e alle amministrazioni che questa notte sono stati fuori per monitorare la situazione, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Sono state superate tutte le soglie di guardia, questo ha detto in serata il presidente del Veneto Luca Zaia. Preoccupa la situazione del fiume Bacchiglione, che in questo momento è osservato speciale. Ricorderete nelle precedenti copiose precipitazioni gli occhi erano tutti puntati sul Retrone. Oggi l'osservato speciale è il Bacchiglione, decine gli scantonati allagati, i blackout elettrici e purtroppo le previsioni danno un peggioramento anche in serata. Guardate le immagini, questa è la scorsa notte, ormai siamo ad est e un uomo è uscito di casa con la sua canoa, quindi guardate il livello dell'acqua, a che punto era arrivato la centralissima est, e questa è la piazza. A Verona invece è stato recuperato un cadavere, ricorderete ci fu un inseguimento circa una settimana fa e una persona si era buttata nell'Adige per sfuggire ai controlli della polizia, una persona che si è cercata per diversi giorni. È stato recuperato in mattinata un cadavere a Verona in località Boschetto. Ancora però non siamo in grado di darvi l'identità dell'uomo e riuscire a capire se si tratta davvero della persona che aveva cercato di sfuggire al controllo della polizia gettandosi dunque dell'Adige. Facciamo vedere ora le immagini che Mattia Pizzaglia in regia ci ha preparato. Dove siamo? Siamo nella zona del Padovano. Ancora una volta c'è stata una frana invece ad Arquà-Petrarca e un'altra frana a Monselice, sempre in mattinata. Il terreno ormai zuppo e soprattutto in quelle zone si tratta di terreni in cui insistono moltissimi animali selvatici, soprattutto i cinghiali che andando ad aggredire spesso le radici e le piante vanno a rendere ancora più friabile il terreno. Non è la prima volta che succede, questi frane, questi piccoli smottamenti del terreno poi riversano diverse quantità di detriti nelle strade e rendono le strade impraticabili. Questa è una frana che c'è stata questa mattina ad Arquà-Petrarca e poi ce n'è stata un'altra sempre nella zona di Monselice. Siamo in grado allora di farvi vedere, ripercorriamo che cosa è accaduto questa mattina con il servizio legato al maltempo. Torniamo a farvi vedere il maltempo di questa mattina nelle parole della nostra Valentina Visentin e poi torniamo e proviamo anche a collegarci con l'assessore regionale della Protezione Civile del Veneto per fare il punto sulla situazione in questo momento. Ripeto, è il Bacchiglione in questo momento l'osservato speciale. Tra poco dovremo anche occuparci della situazione di Vicenza, dove il COC è stato aperto questa mattina.
In città è il quartiere di Brusegana tra i più colpiti dagli allagamenti. Questa è via Santi Fabiano e Sebastiano, che è completamente allagata, traffico a rilento, alcune auto si sono anche bloccate. La polizia locale sta cercando di regolare il traffico in attesa che venga fatta defluire l'acqua. Pieno anche il piccolo bacino di laminazione creato proprio per agevolare lo scolo dell'acqua in questo quartiere, che è uno dei punti più bassi della città. Nelle strade di Borgopeano, quartiere Montà, sono anche le pompe dei privati in azione per togliere l'acqua dai giardini. Nelle strade è appena defluita, ma sono tanti i giardini e le taverne che, come 2 settimane fa, sono andate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverne Garage, e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiusa, e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri, perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Anche la situazione dei sottopassi in città, a Montà in zona stadio e nel sottopasso di Rio alla fine di Volta Barozzo alcune auto sono rimaste bloccate. Qui alla fine di Via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di Via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Questa invece è la situazione di via Fondà, zona Guizza, insieme a via Fogazzaro. Gli allagamenti hanno interessato le strade, rendendo difficile a chi abita qui uscire di casa. E vedete per esempio i tombini non ricevono più l'acqua, ma anzi la stanno buttando fuori. Ieri sera, durante il violento nubifragio, si è poi registrata una sorta di blackout con l'interruzione della corrente elettrica in molte parti della città, in particolare sempre qui nel quartiere Guizza e nel quartiere di Volta Barozzo e di Forcellini. Allora, il Bacchiglione.it, guardate, questo è il livello dell'acqua che ha raggiunto Ponte degli Angeli, 18,25, Ponte degli Angeli. Allora, ieri in serata aveva già superato il livello di guardia, che è 4,5 metri, era arrivato a 4,79, installate le paratie antipiena, e questa è la situazione che racconta, che fotografa la webcam del Ponte degli Angeli. Siamo a Vicenza, tra pochissimo il punto su Vicenza con il nostro Carlo Inghilleri. Ci sono stati dei problemi soprattutto nella zona dello Stadio Menti, come ci ha raccontato questa mattina la nostra Luisa Bertini. Lo Stadio Menti è la zona che va sotto tutte le volte che c'è tanta pioggia, e ovviamente ormai piove da più di 24 ore e lo Stadio Menti è andato sotto ancora una volta. E poi molto colpito anche il comune di Malo. Ma torniamo in provincia di Padova, vedo collegato, e lo ringrazio per la sua disponibilità, il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, facciamo un po' il punto. Noi abbiamo mandato in onda l'intervista del suo collega Barbierato, la casa di cura di Abano Terme in parte allagata, diverse le problematiche. C'era anche lei nell'incontro convocato in prefettura questo pomeriggio? Sì, mi sono connesso come tanti altri sindaci da remoto per fare un attimo per confrontarci rispetto a questa emergenza idraulica. Io devo dire che a Montegrotto Terme la rete idraulica secondaria ha retto non bene, benissimo, e devo ringraziare il consorzio e i grandi lavori che abbiamo fatto in questi anni. Ovviamente ci sono stati dei disagi,
c'è stato qualche garage che si è allagato perché la pompa di sollevamento è andata in blackout e quindi perché non c'era energia elettrica. Abbiamo assistito paradossalmente a dei fenomeni nuovi che prima non avevamo mai visto, soprattutto per l'acqua che defluiva da monte nella località di Turri, dove da monte appunto le strade hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti, addirittura facendo saltare i tombini che buttavano fuori acqua. Quindi stiamo subendo un paradosso: abbiamo gestito la rete idraulica secondaria, tranne nei confini con Abano Terme, perché purtroppo abbiamo due zone dove, essendo il comune di Abano posto più a nord, scaricava totalmente l'acqua in via Montegrappa e in via Sabbioni, e paradossalmente, nonostante la rete abbia retto, abbiamo dei fenomeni nuovi che adesso cercheremo di codificare in modo da intervenire in maniera puntuale per evitare disagi. Ma i disagi grandi, a parte ovviamente qualche garage che è andato sott'acqua, qualche casa che ha avuto delle infiltrazioni a causa di fognature intasate, eccetera, l'abbiamo avuto con i detriti in strada, detriti che però non hanno impedito l'apertura delle strade in tempi rapidi e soprattutto non sono state fatti danni a persone. Insomma, mi pare che fortunatamente non ci siano stati feriti in tutto il Veneto, nonostante siano state tratte in salvo anche delle persone in un sottopasso allagato, quindi si continua a monitorare la situazione. Senta, oggi nel corso della nostra prima edizione abbiamo raccolto qualche polemica arrivata da qualche primo cittadino che ha lamentato il fatto che questa situazione non sia stata segnalata per tempo attraverso la solita modalità dell'SMS. Ce lo conferma? Cioè lei ha come dire, delle polemiche da fare nella gestione di questa nuova emergenza? Sorrido perché io nasco polemico, ma non voglio essere polemico. Noi abbiamo la Regione del Veneto che ci manda praticamente ogni giorno dei messaggini di allerta rispetto a potenziali crisi idrauliche, rispetto alle quali noi ci attiviamo. Ovviamente questo messaggio che abbiamo ricevuto era uno dei tanti che spesso riceviamo. Qual è la nostra fortuna? La nostra fortuna è di avere un gruppo di protezione civile che è prontamente intervenuto, però voglio anche essere un po' polemico perché vedo sempre meno volontari che si prestano ad entrare nei gruppi di protezione civile e quando c'è l'esigenza tutti richiedono l'intervento della protezione civile. Quindi io parto da un presupposto: noi sindaci dobbiamo riuscire a fare i bravi nel nostro territorio. Poi anche a livello sovraordinato diciamo che c'è un po' una tendenza a scaricare il tutto su di noi. E voglio essere ancora un po' polemico perché con il consorzio col quale stiamo lavorando benissimo da anni e ripeto, abbiamo evitato la catastrofe ad esempio in queste giornate grazie ai lavori fatti negli anni precedenti col consorzio, abbiamo fatto un progetto sovraordinato che aspetta solo di essere finanziato. Quindi io chiedo alla Regione, chiedo al Governo, chiedo all'Unione Europea, chiedo a chiunque possa esserci d'aiuto di finanziare questi 30 milioni di vasche di laminazione da nord che aiutano poi a gestire l'acqua quando arriva nella parte finale del bacino idrografico che è esattamente Abano, Montegrotto e Battaglia. Quindi non voglio essere polemico, ma tante volte a ricaduta noi sindaci cade un po' tutto e affrontiamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione l'emergenza di turno. Devo dire grazie ai volontari di protezione civile, alla polizia locale, ai carabinieri, al senso di responsabilità dei cittadini e al consorzio un vero grazie perché stamattina ho avuto modo di parlare col presidente del consorzio Bacchiglione e col direttore e abbiamo già in programma degli interventi di qualche decina di migliaia di euro per andare a gestire delle criticità che abbiamo visto durante questa emergenza. Ma ripeto, tutto quello che stiamo facendo potrebbe non servire perché se arriva la tempesta perfetta noi andiamo sott'acqua nonostante tutto l'impegno che abbiamo messo in questi anni. Senta, lei prevede, abbiamo visto che alcune scuole della Bassa questa mattina sono rimaste chiuse, lei in maniera preventiva immagina che possa accadere anche nei comuni termali per domani? A Montegrotto Terme non c'è nessun problema, le scuole rimarranno aperte. Va bene, grazie Mortandello per essere stato con noi, arrivederci, buon lavoro. Grazie, buon lavoro, grazie a voi dell'invito.
Allora, guardate, questo è windy.com, ci fa un po' vedere che cosa sta succedendo nella nostra regione. Vedete la perturbazione che sta interessando, ha interessato il Vicentino, ma adesso si sta spostando verso Gazzo, verso Campo San Piero, l'Alta Padovana. Guardate, sta iniziando a sfiorare anche Castelfranco Veneto, quindi si sta dirigendo verso la zona della Pedemontana, Montebelluna e Spresiano. Nella notte scorsa, quindi quella passata, sono stati 15 gli interventi dei vigili del fuoco del Trevigiano, che peraltro si sono spostati invece per andare a dare una mano ai colleghi di Verona e di Vicenza. Poi faremo il punto anche su Treviso con un servizio, ma vedo collegata la nostra Valentina Visentini, che è da questa mattina che gira per Padova e provincia per raccontarci che cosa sta accadendo. Allora Valentina, buonasera a te, dove ti trovi e cosa sta accadendo? Sì, buonasera, noi siamo sul Bacchiglione, siamo vicino all'area golenale della Paltana, un'area quella che aveva sofferto nel 2010 della piena del Bacchiglione. Vi stiamo mostrando com'è la situazione del Bacchiglione in questo momento all'entrata di Padova. Siamo in questo punto anche perché poi vi inquadreremo il punto in cui il Bacchiglione entra in città e poi invece quello dove si sposta verso il Brenta. Sta ricominciando a piovere in maniera piuttosto forte adesso, diciamo che a differenza di quanto è accaduto questa notte, quando nel giro di un'ora e mezza si è riversata un vero e proprio nubifragio, adesso la pioggia è più ad intermittenza, ci si alternano momenti più intensi e momenti meno intensi di precipitazione. Grazie alle immagini di Federico Cibotto vi stiamo mostrando il livello del Bacchiglione. Qui è nel punto in cui si dirige verso est, quindi verso il Brenta. È molto importante questo punto perché è qui che poi il fiume deve scaricare. Saranno cruciali le prossime ore perché come hanno riferito dopo il vertice che si è tenuto in prefettura oggi pomeriggio alle 2, secondo le stime del Genio Civile la piena del Bacchiglione in arrivo da Vicenza è una piena importante e dovrebbe arrivare verso la mezzanotte di oggi. Ecco, siamo proprio vicino al livello del Bacchiglione qui quando il fiume è particolarmente alto si va sott'acqua. Questo è il livello del fiume, quindi sono ore molto cruciali anche perché la città sta iniziando a scaricare tutta l'acqua che è piovuta questa notte, dove mandando in sofferenza molti quartieri, come vi abbiamo mostrato anche questa mattina con l'area di Brusegana, dove addirittura il bacino di laminazione che è stato creato per proteggere il quartiere si è riempito completamente, quindi molte strade sono state allagate. Sono 25 le strade che sono rimaste allagate a causa delle precipitazioni della notte scorsa, e quindi la città sta ancora soffrendo del temporale della notte scorsa e adesso si ritrova con un'altra ondata di maltempo e con la piena in arrivo da Vicenza. Questo per quanto riguarda la città di Padova, ma come ovviamente vi ha raccontato questa mattina la collega Chiara Gaiani, è stata la bassa padovana a soffrire, soprattutto Casale di Scodosia e Montagnana, dove la situazione rimane critica con importanti allagamenti e dove vi confermiamo che le scuole rimarranno chiuse anche domani perché appunto a Casale di Scodosia il sindaco ha ribadito che la situazione è ancora critica e si attenderanno ovviamente le prossime ore. Questo è il Bacchiglione, vedete che l'acqua si muove e questo è anche un buon segno perché abbiamo imparato con l'alluvione del 2010 che quando l'acqua è ferma e continua a crescere, questo allora è un brutto segno perché vuol dire che non si scarica verso il mare. E qui vedete che la portata è molto alta ma l'acqua si muove e quindi al momento sta scaricando. Qui noi siamo tra il quartiere tra il Bassanello e la Guizza, ovviamente a causa delle precipitazioni il traffico è intenso in città perché sono stati numerosi disagi appunto con le strade allagate anche nel quartiere Guizza e a Volta Barozzo, che sono punti cruciali per la viabilità padovana. Questi per ora sono gli aggiornamenti. L'ultima riunione è stata oggi pomeriggio alle 2 in prefettura.
chiusura. Questa mattina si era riunito il COC e appunto la vice sindaco di Padova Michalizzi ha parlato di precipitazioni, un evento eccezionale che capita ogni 100 anni, quello che è accaduto la scorsa notte qui a Padova, quando in un'ora e mezza si sono concentrati e sono piovuti 90 mm di acqua. Per il momento da Padova è tutto, io restituisco la linea, se ci sono aggiornamenti ovviamente siamo pronti a collegarci. Grazie alla nostra Valentina Visentin, buon lavoro. Evento eccezionale dunque in Veneto orientale, tra le 4 e le 6 di questa mattina sono caduti 1000 mm di pioggia, lavoro per tutta la notte i tecnici del consorzio di bonifica. Facciamo il punto allora per quanto riguarda il maltempo su tutto il Veneto orientale. In poche ore sono cadute 100 mm di pioggia complessivamente, con una punta tra le 4 e le 6 di questa mattina, dove in alcune aree del comprensore sono arrivati oltre 30 mm in un'ora, quindi 60-70 mm in 2 ore. I dati del consorzio di bonifica fotografano chiaramente le dimensioni della perturbazione che nella notte ha interessato anche il territorio del Veneto orientale. La pioggia ha colpito in maniera intensa soprattutto la zona costiera, ma anche alcune aree del territorio di San Michele al Tagliamento, come si vede dalle immagini che riguardano i territori di Cesarolo e Marinella. Abbiamo molte aree, delle aree est e ovest del comprensorio allagate, zone di campagna e la piazza di Cesarolo, la via Conciliazione a Cesarolo. Anche Jesolo con la via Manzoni ha subito un allagamento, ma dovrebbero rientrare rapidamente queste esondazioni dovute alle precipitazioni intense che in un paio di ore, dalle 4 alle 6 di questa mattina, hanno scaricato oltre 90 mm, 100 mm di pioggia in queste aree che vi ho appena illustrato. Gli impianti hanno funzionato tutti, le quote nei canali sono rimaste seppur elevate all'interno degli alvei, quindi non ci sono state esondazioni di canali. Le esondazioni sono dovute proprio a queste bombe d'acqua, come oggi si chiamano, questi nubifragi che hanno creato queste lame d'acqua che si innalzano prima di entrare nel canale e nelle fognature, insomma. Non ci sono state situazioni di criticità che hanno riguardato le abitazioni, ma per i tecnici sono state ore di attento monitoraggio. Abbiamo tenuto d'occhio tutta la notte l'evolversi della situazione e i centri di telecontrollo, verificando che tutti gli impianti funzionassero, i canali fossero efficienti e non ci fossero ostruzioni. Siamo intervenuti con le squadre di reperibili quando qualche problema di distacco di impianto dovuto a salti di rete eccetera doveva essere recuperato e ripristinato immediatamente. Andiamo a vedere insieme la spiaggia di Caorle nella località di Marinella nelle immagini che vi abbiamo mandato questa mattina. Guardate la situazione com'è, l'acqua che lambisce davvero le case ed diventa un tutt'uno con i campi. Qui siamo in località Marinella. Guardate in camera car, guardate le colture praticamente con l'acqua che lambisce le viti. Vi facciamo vedere adesso invece questo video perché a Porto Gruaro, quindi restiamo nel veneziano, un'auto è finita nel fossato ed è stata una corsa contro il tempo per i soccorritori arrivati anche con l'elicottero, perché il traffico ovviamente era bloccato a causa del maltempo che ha mandato in tilt la viabilità di tutta la zona. Questo è un video che trovate sul sito del Gazzettino.it. No, niente, parte la pubblicità, proviamo a farvelo vedere più avanti. Comunque i pompieri di Porto Gruaro sono riusciti a soccorrere l'automobilista che era finito con l'auto all'interno di praticamente di un fossato pieno di acqua e sono riusciti a soccorrerlo. Le strade di Cinto e di Pramaggiore, in queste strade sono state registrate diverse inondazioni, il centro di Gruaro è finito completamente sott'acqua. Questa è la situazione nella zona di Porto Gruaro. Andiamo a vedere invece adesso la situazione nel Trevigiano, dove vi raccontavamo le squadre dei pompieri sono andate in soccorso delle province di Verona e di Padova, hanno operato nella notte con una quindicina di interventi. Nello specifico
hanno operato nel Monte Bellunese, nel Coneglianese, anche parzialmente nella zona di Castelfranco, ma per liberare le strade da rami caduti appunto in mezzo alla strada, e quindi non si poteva passare. Questi gli interventi più rilevanti. C'è stato un incidente stradale in centro a Treviso, viale Vittorio Veneto, ma sempre perché la pioggia probabilmente limitava la possibilità, insomma, degli automobilisti di vedere bene le strade e di riuscire a guidare bene. Facciamo il punto con la Marca trevigiana, dove di fatto il maltempo ha risparmiato soprattutto anche la zona della Pedemontana. Facciamo il punto. Il maltempo risparmia la Marca, le piogge sono scese copiose nella notte e per tutta la giornata, momenti alterni, ma gli interventi dei vigili del fuoco trevigiani si sono concentrati più in supporto delle vicine province. Nella notte 2 squadre del comando provinciale di Treviso sono partite alla volta di Verona, mentre in giornata 2 hanno coadiuvato i colleghi vicentini, una ha operato nella bassa padovana. 15 le chiamate arrivate in tutto da Treviso. A Distrana i pompieri sono intervenuti per un principio di incendio in un'abitazione per un fulmine caduto che ha colpito una centralina. Diversi interventi nella zona del Monte Bellunese e del Coneglianese, soprattutto per il taglio di alberi e rami caduti in strada. A Silea un sottopasso si è allagato per le piogge incessanti, mentre ad Oderzo è stato il sottopasso Masotti a riempirsi d'acqua. La pioggia è stata in parte responsabile anche di un incidente avvenuto oggi in viale Vittorio Veneto tra 2 automobili, fortunatamente senza feriti. I disagi maggiori li ha vissuti chi viaggiava in treno, con la circolazione interrotta per alcune ore nella tratta Padova-Castelfranco. Ritardi e cancellazioni per binari allagati anche per i treni di alta velocità. Disagi anche tra gli agricoltori. A fare il punto è Carlo Salvan, presidente della Coldiretti del Veneto. Ormai tutte le colture sono in atto, quindi sia i seminativi, che sono quelli ormai completamente a dimora, ma anche smottamenti su quelli che sono impianti di ulivi, impianti di frutteti, vigneti, impianti di frutta in generale, e quindi il danno è abbastanza evidente su tutte quelle che sono le coltivazioni, come anche di quelle di carattere zootecnico, come si citava prima, con l'allagamento di alcuni capannoni. Quindi purtroppo nessun settore agricolo è stato in questo caso risparmiato. Le nostre federazioni provinciali stanno raccogliendo già purtroppo le prime segnalazioni dei danni che le nostre aziende, i nostri soci, i nostri agricoltori hanno subito in questa fase, in un maggio che possiamo dire era in piena esplosione di attività agricola, sia per quanto riguarda i frutteti, sia per quanto riguarda le orticole, i seminativi, e che adesso queste piogge torrenziali hanno messo a dura prova. Un altro segnale che arriva da Roma, impressionanti le immagini e le notizie che arrivano dal nord Italia, colpito in queste ore da una violenta alluvione. Seguiamo con apprensione l'evolversi della situazione. Parla il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ringrazia coloro che si stanno impegnando per dare aiuto alle popolazioni colpite. Evidentemente è il momento del ringraziamento, perché non sono solo i primi cittadini, ma l'avete sentito, i vigili del fuoco, la protezione civile, gli stessi cittadini che si stanno adoperando per dare una mano. Che cosa è accaduto? Che cosa sta accadendo nella nostra regione? Abbiamo provato a capirlo intervistando un esperto di meteo. Sentite che cosa ci ha raccontato. I colleghi, esperti, più da qualche giorno dicevano che c'erano queste possibilità di fenomeni intensi in varie zone, non ovviamente nella zona dove stiamo vedendo qui a Megliadino San Vitale e tra il comune di Borgo Veneto, però era ampiamente previsto precipitazioni di forte intensità in tutta l'area del Veneto. Ecco, i primi dati parlano di quanti millimetri di pioggia caduti in poche ore. Questa zona della bassa padovana è una delle più colpite. Allora, solo ieri pomeriggio sono caduti in poche ore, massimo 2 orette, circa 100-130 mm di pioggia in pochissimo tempo. Dunque la quantità è una quantità talmente elevata che anche i tombini non avevano la possibilità di scaricare, per cui questi sono gli effetti, case allagate, scantinati, famiglie ovviamente, qualche famiglia ha anche dormito fuori, per cui la situazione è stata una cosa veramente eccezionale, è stata dovuta ovviamente a una serie di temporali autorigeneranti, perché c'era la convergenza di correnti di Scirocco con la corrente di Bora, che ha continuato a sviluppare questo temporale sempre nella stessa zona, scaricando quantitativi veramente importanti come
come abbiamo visto, insomma. Il fenomeno invece che ha colpito tutta la provincia nella serata di ieri era diverso oppure stiamo parlando dello stesso fenomeno? Quello di ieri sera era un fenomeno diciamo di una linea temporalesca di passaggio intensa, principalmente era anche una supercella che poi si è trasformato in una semplice linea temporalesca che ha portato anche qualche chicco di grandine nel comune di Borgo Veneto con precipitazioni di nuovo intense. I terreni erano già zuppi, per cui hanno aggravato la situazione che già del pomeriggio, insomma. Certo che quest'anno ha iniziato davvero presto ad avere problemi. Che estate ci aspetta? Sicuramente l'estate, la primavera si sta protrarendo a lungo, con questi fenomeni ovviamente intensi, anche perché l'inverno è stato caldo, per cui l'energia accumulata durante l'inverno è enorme e poi scatenano questi cambiamenti climatici, fenomeni sempre più estremi come stiamo vedendo. Sicuramente sarà un'estate movimentata con altri fenomeni intensi, con possibili grandinate, anche tornado come abbiamo visto anche qui a Montagnana qualche settimana fa. Ecco, avete visto, no, l'intervista di questo esperto di meteo che ci racconta qual è la situazione. Allora, riusciamo ora ad andare a Vicenza. Vicenza, uno dei problemi più grandi è stato un ponte caduto a Malo, nel servizio della nostra Luisa Bertini. È stato spazzato via dalla furia dell'acqua il ponte delle Galline a Malo. Un forte boato stanotte ha svegliato i residenti. Pochi minuti per rendersi conto che il manufatto che collegava via San Giovanni con via Kenderle non c'era più. Dentro casa al buio e l'acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Cosa è successo? Esattamente non lo so. So che ho trovato il scantinato pieno d'acqua. Ecco, presumo che il ponte che c'era ha fatto tappo con le ramaglie, con i tronchi, quelle cose lì. Il torrente non ha defluito, ha invaso i scantinati. Quando che la spinta è stata enorme è partito il ponte e si è aperto il tappo, però i scantinati erano già sotto acqua ormai. Ha allagato una piccola zona all'intorno qua del ponte, adesso abbiamo dato aiuto a Viacqua per ripristinare in maniera temporanea l'acquedotto e adesso siamo passati alle pulizie di queste 3 abitazioni che erano invase da acqua ma soprattutto da fango. Altre situazioni critiche qui nella zona di Malo? Sì, abbiamo in via Monti, è stato portato via un altro ponte a causa sempre delle forti piogge, abbiamo diversi smottamenti, abbiamo tanti garage allagati, tanti sottoscala, tanti diciamo così, edifici che hanno avuto diciamo così, infiltrazioni di acqua. Malo devastata da quest'ondata di maltempo, Monte di Malo e la zona industriale con le aziende in ginocchio. Mi ha telefonato il vicino che è salvo per miracolo anche lui, perché lui è 1 metro sotto del nostro livello e aveva 3 metri di acqua. Vieni perché qua ho visto le tue vetrine sfondarsi e prima dell'1 ero qua e c'era 1,20 metri, vedete il segno, era già tutto pieno e perciò sei inerme, non puoi fare niente. E sono stato sempre qua a tenere perché era tutto sfondato, vediamo in che condizioni è. E adesso è arrivata la protezione civile, ma noi abbiamo cominciato stamattina con un'impresa diciamo privata, che ho cercato con le pompe, con l'idrore, ho buttato fuori 1500 metri di acqua a 1,20 metri abbondante. Allora a Vicenza al momento stanno operando 10 squadre dei vigili del fuoco con interventi a Isola Vicentina, 4 prosciugamenti in corso, 2 a Poiana Maggiore, 90 Vicentina Schio, Vicenza Costa Bissara. Tra gli interventi da segnalare il salvataggio di un signore senza tetto in zona Barche a Vicenza che si trovava in una zona completamente allagata e che i soccorritori hanno raggiunto con un gommone. Vedo ancora la nostra Valentina Visentin, questa volta con l'ombrello aperto perché insomma le piogge ormai stanno scendendo copiose. Valentina, ti vediamo, buonasera.
In realtà la pioggia va e viene qui a Padova, come dicevamo è una pioggia a intermittenza, alle 7 infatti erano previste nuove precipitazioni, ma per il momento appunto è una pioggia ad intermittenza quella che sta scendendo su Padova. Per com'è la situazione adesso abbiamo appena sentito il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Per il momento le scuole domani resteranno aperte, questa è una notizia. Alle 7 è prevista una nuova riunione del COC per fare il punto sull'arrivo della piena da Vicenza del Bacchiglione, perché oggi pomeriggio era prevista, stimata dal Genio Civile, per mezzanotte. La nuova riunione del COC potrebbe ricalcolare e spostare forse in avanti la piena del Bacchiglione. Questa è la situazione del fiume. In città continuano ovviamente ad essere smaltiti gli interventi che sono in corso da questa mattina per sistemare i vari allagamenti, scantinati allagati e i sottopassi. Ci sono sono stati circa 200 gli interventi fatti dalla Protezione Civile comunale, mentre i Vigili del Fuoco sono ovviamente impegnati in tutta la provincia, tanto che sono stati mandati anche rinforzi dalle province non colpite dal maltempo. Per esempio questa mattina a Padova stava operando una squadra di Vigili del Fuoco arrivata da Belluno, dove la situazione del maltempo invece dove non c'è stata per il momento situazione di emergenza dovuta al maltempo. Dicevamo, adesso la pioggia sembra essere cessata e speriamo insomma non ci siano altre precipitazioni, perché erano previste proprio per questa fascia serale. Le ultime notizie potrebbero arrivare appunto dopo la riunione del COC, che è prevista nella sede della Protezione Civile alle 7. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Io saluto e ringrazio invece l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ha fatto un primo punto questa mattina e si è collegato con noi questa sera per tornare ad aggiornarci sulla situazione. Assessore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dove si trova in questo momento? A Isola Vicentina, dove stiamo in velocità riparando un argine che era crollato questa notte. Che ha portato appunto all'invasione di una frazione del comune di Isola Vicentina, e quindi si sta lavorando da stanotte per arginare la falla che si era creata nell'argine. Quali sono le altre criticità che ci attendono da qui alle prossime ore e dove? Ma le criticità, come da bollettino, le attendiamo per questa sera. Abbiamo avuto delle precipitazioni abbastanza intense nel Veneto orientale in queste ore, nella zona di Padova, e adesso stiamo rilevando delle precipitazioni piuttosto importanti anche nel Veronese. Ovviamente l'allertamento continua anche nelle prossime ore, almeno fino alle prime ore di domani. Allerta rossa dunque anche fino a domani, Assessore? Fino alle prime ore di domani sicuramente. Senta, allora lei diceva Isola Vicentina, abbiamo visto anche 2 ponti nella zona del Vicentino, abbiamo visto anche tutta la zona del Veneto orientale. I bacini di laminazione hanno funzionato bene. Che cosa può essere mancato? Cambio di opinioni con il professor Marani dell'Università di Padova, che mi faceva notare che sono state rilevate appunto nel Vicentino di 230 mm nell'arco di 6 ore, hanno un tempo di ritorno di 300 anni, quindi una quantità d'acqua ben difficilmente governabile. I bacini di laminazione hanno fatto il loro mestiere per quanto riguarda la città di Vicenza e tutta la parte, diciamo, del Basso Vicentino e del Padovano. Purtroppo abbiamo avuto una rottura arginale appunto nel comune di Isola Vicentina a monte del bacino di laminazione, quindi il bacino non ha avuto alcun, effetto mitigatorio rispetto alla rottura arginale. Ovviamente i bacini non hanno effetto mitigatorio, soprattutto nella situazione che sto descrivendo, che vede un bacino a valle della rottura, cioè l'argine si è rotto prima del bacino e quindi evidentemente il bacino non ha avuto alcun ruolo nell'esondazione che c'è stata a Isola Vicentina.
Grazie Assessore, proveremo a fare il punto, noi andremo avanti con la nostra edizione straordinaria anche dopo i nostri telegiornali, quindi a seguire dopo le 20. Grazie, proviamo a ricontattarla più tardi per avere qualche altro aggiornamento. Grazie all'Assessore Giampaolo Bottaccini, noi ci fermiamo con questa edizione straordinaria, dopo di noi il telegiornale di Vicenza, il telegiornale di Treviso e saremo ancora in onda con l'edizione straordinaria al termine dei notiziari per aggiornarvi con ospiti, con collegamenti dalle redazioni. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati, buonasera, siamo nuovamente in edizione straordinaria perché dobbiamo darvi tutti gli ultimi aggiornamenti legati al maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione già a partire da ieri pomeriggio, ma già come annunciato in mattinata una nuova perturbazione si è abbattuta in Veneto e dunque continuano le piogge in diverse località della nostra regione. Il maltempo si sta spostando gradualmente anche verso la Marca Trevigiana, fino a questo momento risparmiata. Ci sono diverse zone allagate anche verso Castelfranco Veneto e verso l'Asolano. Siamo in contatto ovviamente con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e i vari sindaci del territorio. Vi facciamo vedere questa immagine, l'immagine che ci ha appena mandato Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI, che sta tornando nella Marca da Roma. Si trova a Mestre in questo momento. Questa è la situazione della circolazione ferroviaria. Guardate i ritardi di anche 2 ore, 120 minuti, 100 minuti, 60, 55. Circolazione ferroviaria che è stata interrotta per diverse ore nella mattinata, soprattutto quella che collegava Milano a Venezia nel tratto tra Padova e Vicenza. Tra poco ci collegheremo al telefono con il presidente ANCI Veneto che ha diramato diverse allerta e come appunto presidente dei comuni del Veneto ha sotto controllo la situazione. Diversi i COC aperti nella giornata di oggi, COC aperti ad Abano Terme, a Vicenza e a Padova. Vi facciamo vedere il video che è arrivato, ovviamente sarà una diretta in cui avremo aggiornamenti continui. Sono tanti i telespettatori che ci stanno inviando i video, che ci stanno raccontando attraverso le immagini quanto il maltempo si stia abbattendo sulla nostra regione. Allora guardate, questa ad esempio è Asolo, siamo nella strada principale di Asolo. Il video arriva proprio da un cittadino che sta percorrendo con la propria automobile alcune vie di Asolo. Guardate com'è la situazione, guardate l'acqua come lambisce le ruote dell'auto. Allora, questa è la situazione nella zona dell'Asolano, siamo nella Marca Trevigiana, il maltempo dunque come annunciato si sta spostando anche verso quelle zone. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino con un aggiornamento della situazione valido dalle ore 7 di questa sera fino alle 23. Sono evidenziate precipitazioni sparse a tratti diffuse, tutte nella zona della pianura con tendenza ad estendersi verso nord e nord-est. Io saluto e ringrazio il generale Giancarlo Iannicelli che si è collegato con noi in questa edizione straordinaria in cui abbiamo il dovere di raccontare ai cittadini che cosa sta accadendo. Allora generale, lei ha seguito un po' in giornata questa perturbazione che si sta muovendo, che adesso sta raggiungendo anche la Marca, che ha fatto cadere una quantità di pioggia in pochissime ore assolutamente intensa, soprattutto in provincia di Padova e in provincia di Verona. Che cosa stiamo vivendo, quale tipo di perturbazione, da dove arriva e che cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, è una perturbazione pericolosa perché con una situazione di depressione, quindi di bassa pressione, si rialimenta, quindi sembra che scarichi, diciamo, le proprie forze e i propri effetti. Poi si alimenta e riacquista di nuovo vigore, si sposta, fortunatamente si sta spostando, anche se purtroppo lentamente verso est, perché diciamo sull'Europa orientale c'è un blocco anticiclonico, quindi tutto è rallentato. Diciamo però che
il peggio c'è in questo momento sulle nostre zone, parlo del nord-est e più il nord-est, diciamo su Padova, su Rovigo ha dato già nelle ore appena trascorse. Adesso si sta sfogando soprattutto sul Trevigiano, in parte del Padovano, la parte più orientale del Padovano, e si sposterà. Diciamo che tutto dovrebbe esaurirsi, insomma, un po' di fortuna per le prossime ore, quindi già domani avremo un tempo nettamente migliore, ancora con fenomeni residui, e poi ecco che il tempo è veramente, si sta rivelando veramente di un'instabilità che è tipica di una situazione di cambiamento climatico. Sabato e domenica 2 bellissime giornate di sole con temperature oltre 25-26 gradi all'ombra. Pensiamo che fra 15 giorni cerchiamo di ripristinarlo, intanto ve lo facciamo vedere perché quello che il generale Iannicelli stava raccontando è ben fotografato da questa immagine. Il sito è ilwindy.com, la perturbazione vedete che è partita qui ed è focalizzata nella zona di Sossano, Montebello, Vicentino e Longare, e che si sta spostando verso l'Asolano. Generale, l'abbiamo recuperato il collegamento, ci sente? Pure il tempo, adesso sì. Quindi non so dove era arrivato, comunque si sta spostando dove era arrivato, purtroppo io continuavo a parlare. Stavamo parlando, generale, dei cambiamenti climatici, lei diceva ecco, è una primavera anomala. Certo, pensiamo che dal punto di vista meteorologico l'estate inizia con il 1° giugno, fra meno di 2 settimane, eppure abbiamo un'instabilità che è veramente di inizio primavera, di marzo, i primi di marzo. Quindi questo è sintomatico, insomma, dei cambiamenti a cui dovremmo abituarci. Purtroppo è così, poi una quantità di pioggia in questo momento si sta rivelando soprattutto questa instabilità con questa quantità di pioggia fortissima, altissima in poco tempo, non dico in poche ore ma addirittura in qualche minuto, e sta creando dei problemi. Ripeto ancora una volta, però guardiamo con ottimismo, diciamo adesso sta subendo questa situazione soprattutto la parte più a est della nostra regione, e poi si dovrebbe spostare ulteriormente verso le coste del nord Adriatico. Quindi tempo 24 ore al massimo, la situazione cambierà completamente e, come accennavo all'inizio, avremo un fine settimana all'insegna del sole, addirittura delle temperature che all'ombra andranno oltre i 25 gradi. Allora, però, anche questo sbalzo, prego. Sì, però non è che si è risolta la situazione, volevo dire, e qui l'instabilità, la variabilità è estrema, perché poi già lunedì, già domenica in parte un po' peggiora lunedì, poi martedì o mercoledì abbiamo di nuovo una quantità di pioggia abbondante, quindi si ripresenterà questa situazione di forti piogge purtroppo, e poi una settimana ancora all'insegna dell'instabilità, quindi avremo un paio di giorni, 2 giorni e mezzo di tempo quasi estivo, e poi di nuovo questa variabilità estrema, quindi con più che variabilità, una variabilità perturbata, con precipitazioni che nel corso della prossima settimana saranno ancora abbondanti per quasi tutta la settimana. Quello che abbiamo visto e raccontato anche nella giornata di oggi sono queste piogge copiose che sono tornate, come appunto ha detto lei, a distanza di una settimana, quindi abbiamo comunque una primavera molto piovosa, e dunque il terreno, che di fatto è già zuppo dell'acqua che non è riuscito a contenere, porta su l'acqua da terra. Quindi abbiamo comunque un territorio che in parte fa fatica a contenere tutta l'acqua che sta arrivando. Dalla sua esperienza generale, noi stiamo raccontando di precipitazioni che arrivano in intervalli di tempo molto limitati, molto ristretti, ma in maniera estremamente copiosa. Ormai bisogna scordarsi, con la nuova situazione climatica, dobbiamo scordarsi i vecchi parametri, cioè, ripeto, pochi millimetri di pioggia una volta già erano straordinari, 50 millimetri in 24 ore, per dire, quindi 50 litri su ogni metro quadro di suolo era qualcosa di straordinario, eccezionale. Adesso, come vedete, cadono 100 mm in poche ore. 100 mm vuol dire più della quantità che normalmente si ha in tutto il mese di maggio sulle nostre zone, che è intorno a 85-95 mm. Quindi questa è la realtà. Poi giustamente rilevava come il terreno si inzuppa.
zuppa di acqua, proprio, è intriso di acqua, quindi rifiuta, diventa impermeabile, quindi non assorbe tutta quest'acqua che cade, quindi questa pioggia di lava, quindi ecco che va a stressare quelli che sono i bacini, i sistemi di raccoglimento dell'acqua, e quindi questo è un grande problema. E poi tutti i danni che porta, abbiamo visto, nell'agricoltura. Poi questo è un periodo delicato, no, per tante culture, quindi trovare tutta quest'acqua. Cosa dobbiamo fare? È inutile che si rientra, dobbiamo diminuire tutto, alcuni carburetti e quant'altro. È il fatto che dobbiamo convivere con questa situazione, dovremmo convivere per i prossimi anni con questa situazione, quindi ci dobbiamo attrezzare. Una delle cose che adesso si sente molto, una volta si sentiva meno, sono i famosi bacini di laminazione, di contenimento. Ecco, questo è un sistema, una prima risposta, una risposta intelligente e che dà effetti, dà risultati a queste piogge abbondantissime che riempiono i corsi d'acqua, soprattutto un po' tutti, soprattutto poi quelli torrentizi, non ne parliamo, velocemente abbiamo visto ponti che cadono. Quindi dobbiamo rivedere un po' tutte le nostre visioni, no? E nella strutturazione e nelle progettazioni, in tutto, in quelli che sono i sistemi di raccoglimento dell'acqua, di tutto. Quindi scordiamoci un tipo di tempo che ci ha accompagnato per tanti anni. Noi stiamo vivendo in pochi anni un cambiamento sostanziale, forte, con eventi con un carattere molto forte della situazione climatica, del tempo. E vedete come queste eccezionalità sono eccezionali fino a un certo punto, perché si verificano talmente frequentemente che diventano la norma. Noi pensiamo solo all'acqua alta di Venezia, pochi eventi negli anni, adesso si parla di decine e decine di eventi di acqua alta all'anno, e se poi in ogni stagione, mentre una volta si verificava solo novembre, fine estate, autunno inoltrato. La famosa alluvione del 2010, quella di novembre del 2010. Sempre novembre è molto molto delicato. Adesso vedete che estate, inverno non ci sono più, non ci sono mesi particolari. E non è che si ferma qui, perché le proiezioni ci danno nel fine secolo, a metà secolo, addirittura con centinaia di eventi di acqua alta a Venezia. Acqua alta, parliamo di Venezia perché a noi vicino, però ne risentiranno un po' tutte le coste di questa situazione. Noi siamo un paese sicuramente di coste, quindi... Generale, resti collegato con noi. Do la linea ad Alessio Conforti, che dovrebbe essere collegato dalla Protezione Civile di Treviso. Vediamo se dalla regia riusciamo a ripristinare il collegamento con Alessio. Eccoti Alessio, ti vediamo, buonasera. Buonasera Anna, buonasera anche ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo a Silea in via Roma, più precisamente abbiamo trovato rifugio in una zona coperta, perché pochissimi secondi fa c'era una vera e propria bomba d'acqua che ha colpito questa zona del Trevigiano. Noi siamo con Riccardo Cavallo, che è assessore comunale a Silea, ma siamo anche con Luca Capellozzo, che è il coordinatore della Protezione Civile di Silea, perché chiaramente sono ore queste di attento monitoraggio per quanto riguarda la situazione. Allora Assessore, qual è il punto che possiamo fare? Pochi minuti fa dovevamo collegarci dalla sede, ma le condizioni meteo non ce l'hanno consentito, per quella che è stata una bomba d'acqua improvvisa, un'altra bomba d'acqua. Qual è la situazione al momento? Buonasera a tutti. Sì, guardi, in realtà questa mattina la situazione era abbastanza in controllo, eravamo in monitoraggio comunque, abbiamo ricevuto un'allerta dalla Protezione Civile, dalla Regione, e siamo entrati in allarme rosso cosiddetto, e quindi c'è un'attenzione più forte. Abbiamo attivato subito il COC con la Protezione Civile, eravamo 7 volontari, abbiamo fatto una sessantina circa di sacchi di sabbia in maniera preventiva, e adesso siamo in monitoraggio. La situazione sul Melma, che è la parte più critica, è abbastanza in controllo, adesso teniamo monitorato, speriamo che appunto non salga il livello. Anche sul Sile la situazione è abbastanza in
controllo, siamo una ventina di centimetri sopra al livello e quindi qualche pontile è già andato sott'acqua, e abbiamo avvertito insomma i cittadini residenti nelle zone più critiche, tra cui via Roma appunto, le zone più basse, e abbiamo fatto un po' di interventi per posizionare i sacchi e insomma evitare quello che si può evitare, perché il tempo insomma sta cambiando. Siamo in monitoraggio anche con i radar, però insomma sembrerebbe che qualche altra scarica possa arrivare anche nel corso della serata. Ecco, grazie al nostro operatore Tommaso Migotto. Proprio alle sue spalle ci sono fatalità dei sacchi che sono stati posizionati ovviamente in via preventiva, sono chiaramente solo un esempio dei tanti che all'occorrenza poi vengono installati. C'è una squadra pronta sempre a entrare in azione. Luca Cappellozzo è qui in parte a me come coordinatore e capo della protezione civile di Silea. Voi siete pronti ad entrare in azione? Siete già operativi da ore? Senza dubbio siamo pronti dalle 15 di oggi pomeriggio, e qualunque esigenza ci fosse della nostra cittadinanza siamo pronti a intervenire. Abbiamo, come ha detto l'assessore, abbiamo già fatto qualcosa di preventivo per rassicurare la nostra cittadinanza. Altro, se succede l'emergenza vera e propria, siamo pronti ad affrontarla anche con l'aiuto di altre squadre provenienti da tutto il comune di Treviso. Ecco, quanti uomini avete a disposizione? Al momento abbiamo 7 uomini a disposizione. Se succede l'emergenza proprio arriviamo anche a 50 uomini, non abbiamo difficoltà a trovarli. Ecco, assessore, che cosa è previsto da qui insomma alle prossime ore? Chiaramente l'ho detto prima, c'è un monitoraggio, c'è una fase chiaramente di attenzione, però è chiaro che tutto viene monitorato praticamente minuto per minuto. Assolutamente, siamo in costante collegamento con i radar dell'ARPAV per capire insomma la situazione delle maree, la situazione dei venti, la situazione dei rovesci insomma temporaleschi. Siamo in controllo, in teoria insomma attorno alle 9:30, alle 10 dovremmo rientrare del tutto. Speriamo bene. Noi comunque appunto siamo operativi, adesso stiamo facendo delle turnazioni perché abbiamo mandato degli uomini a casa appunto in via precauzionale. Se poi servirà insomma rimanere anche qui per più tempo durante la notte, siamo pronti insomma. Quindi 9:30 alle 10 è un periodo temporale che voi insomma prevedete che possa insomma passare tra virgolette il peggio in questo senso? Mi auguro, ovviamente ci affidiamo alla tecnologia, ci affidiamo anche agli enti preposti superiori e insomma speriamo che siano attendibili. Solitamente sbagliano poche volte, insomma, quindi ci tendiamo a fidarci. Ovviamente l'apertura del COC è prevista per tutta la giornata, verrà chiusa soltanto quando l'emergenza sarà superata. Grazie assessore Cavallo, grazie anche a Luca Cappellozzo. Anna, noi siamo stati pochi minuti fa nella sede della Protezione Civile a Treviso, dove ci sono dei mezzi pronti a partire per i territori maggiormente colpiti, il Vicentino e il Padovano. Se la regia è pronta possiamo mandarvi il contributo, perché anche lì chiaramente sono minuti importanti e si attendono insomma delle comunicazioni per far partire proprio i mezzi. Tra l'altro ha appena ricominciato a piovere anche in maniera copiosa. Noi ci spostiamo da Silea verso Casale sul Sile, quindi poi ti richiederemo la linea. Se la regia è pronta può partire il contributo e Anna poi ti restituisco la linea. Grazie Alessio, grazie. Allora Silea, poi Casale. Voglio solo capire se abbiamo invece in collegamento il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che dovrebbe essere con la nostra Luisa Bertini, perché allora se c'è il sindaco e ci sta attendendo andiamo subito da lui, altrimenti andiamo a vedere il contributo di Alessio. Allora no, il sindaco deve ancora arrivare. Vi ricordo che Vicenza è stato il primo comune ad attivare il COC questa mattina ed è un comune con Bacchiglione e Retrone osservati speciale, un comune in cui è stato tratto in salvo un senzatetto, in cui un ponte è crollato. Siamo a Malo, dunque in provincia di Vicenza. Ma intanto ascoltiamo il contributo raccolto dal nostro Alessio e poi ci spostiamo con Luisa a Vicenza. Guardate. Dalla sede della Protezione Civile di Treviso, perché da qui sono pronti a partire i mezzi in soccorso delle popolazioni maggiormente colpite da questa ondata di maltempo, in particolar modo il Vicentino. Ma ne parliamo proprio con Riccardo Mastronicola, che è il coordinatore della Protezione Civile, e Davide Vendramin, che è il caposquadra della Protezione Civile di Treviso. Siete in allerta ormai da ore, che cosa insomma è pronto a raggiungere
il territorio berico? Ma siamo stati allertati oggi pomeriggio dalla Regione Veneto e dalla provincia di Treviso per appunto soddisfare le esigenze della popolazione della provincia di Padova e Vicenza. Ancora non sappiamo dove saremo inviati, con l'ausilio di mezzi e attrezzature per il dissesto idrogeologico che sta colpendo le zone in questo momento. Ecco Riccardo, ci spieghi, grazie anche a Tommaso Migot per le immagini, che cosa è pronto insomma a partire. Io vedo due mezzi, e ci puoi anche dire di che cosa si tratta da un punto proprio di vista legato all'attrezzatura e alle componenti? Sì, allora per quanto riguarda il gruppo comunale di Treviso, noi abbiamo approntato due motopompe di alto da 5.000 litri al minuto e l'altro da 4.500, con anche motoseghe e varie attrezzature che ci possono servire, imbragature, diciamo, tutto quanto può servire per aiutare la popolazione. E in più partiranno da altri punti della provincia di Treviso altre squadre, da Asolo, da Montebelluna, da Orsago e da Conegliano. E in più partirà anche un mezzo con motopompa carrellata dal magazzino della provincia di Treviso, che è a Lancinigo, con un'altra motopompa da 4.500 litri al minuto. Ecco, qui c'è chiaramente una strumentazione importante per quanto riguarda Treviso, ma come sappiamo e come ci ha detto anche poco fa il coordinatore, c'è una dotazione di mezzi importante. Che cosa avete a disposizione qua a Treviso? Ma diciamo che come gruppo di Treviso noi siamo uno dei gruppi più attrezzati, in quanto noi possiamo dire di essere autosufficienti per 8 ore, poi giustamente se succede qualcosa di grosso dobbiamo sicuramente chiedere aiuto come agli altri colleghi delle altre zone o dei comuni qua vicini a noi. Noi abbiamo di tutto, dalle motopompe, abbiamo mezzi, abbiamo torri faro, abbiamo barche, perciò abbiamo tutto quanto ci viene richiesto in caso di emergenza. Ecco, una cosa, il comune di Conegliano, una squadra da zona di Conegliano, porterà via anche un gommone. Ecco, Davide Mendramin che è caposquadra, queste sono situazioni chiaramente particolari, ecco, come siete anche pronti solitamente a intervenire, e raccontaci anche un po' la giornata di oggi come è stata. Beh, allora noi facciamo ovviamente addestramenti per cui siamo pronti per poter intervenire in caso di emergenza, e queste sono emergenze abbastanza all'ordine del giorno in questo periodo. Nella giornata di oggi ovviamente siamo stati preventivamente allertati, abbiamo continuato a tenere sotto controllo e a monitorare quello che è l'andamento del meteo nella zona locale, e con l'ausilio appunto delle varie squadre che ci sono fuori e con l'ausilio anche della provincia abbiamo monitorato anche l'andamento del meteo nelle varie zone dove possiamo andare ad intervenire, anche domani nella zona del Vicentino, del Padovano, dove ci manderanno. Ecco, lì grazie anche al nostro operatore Tommaso vedo dei sacchi che sono strategici, no? in queste situazioni. Ecco, sul fronte di queste dotazioni che cosa potete dirci? Ma quali sono dotazioni che si fanno al momento? Qual è una dotazione minima che teniamo proprio per la città di Treviso in caso di necessità, diciamo, all'ultimo minuto, ma al di là, diciamo, nell'altra parte della nostra sede abbiamo proprio la zona dove noi li facciamo e abbiamo la sufficienza metri cubi per soddisfare, diciamo, tanta esigenza. Poi in magazzino abbiamo i sacchi vuoti. Sarà una notte ovviamente di attento monitoraggio, no, queste immagini? Sì, adesso usciremo in monitoraggio, tutte le squadre qua dei comuni qua vicini che sono in costante aggiornamento proprio minuto per minuto, siamo tutti fuori, ok? C'è la squadra di Moriano Veneto che sta facendo monitoraggio, anzi ha allestito anche una motopompa in zona Baccareto, ok, sul Terraglio, che è la zona un attimino per loro un attimino un po' più delicata, e comunque tutte le squadre sono in monitoraggio, anche Casale sul Sire, Casier, Preganziol, per quanto riguarda la zona del Trevigiano, ma anche le zone, diciamo, del Montebellunese, del Coneglianese, dove sta piovendo, Maserada, insomma la protezione civile è ormai tutta attivata in tutto il territorio del Trevigiano. Ecco, un'ultima battuta: di quanti uomini siete dotati in caso di emergenza, o comunque pronti anche a intervenire? Beh, allora ci sono 2 squadre domani che per la partenza di 4 persone a ogni squadra, ma nella nostra comunque organizzazione ovviamente abbiamo molte squadre, abbiamo almeno 3 o 4 squadre che possono tranquillamente intervenire nella situazione emergenziale qualora ci siano problemi nel territorio, indipendentemente da quelle che andranno via domani. Il ringraziamento alla Protezione Civile è arrivato davvero da
da tante persone. Pensate, ne ha parlato perfino il ministro Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ha rilanciato la situazione del maltempo nel nord, ringraziando quanti si stanno adoperando, volontari di protezione civile, vigili del fuoco e poi i primi cittadini, come sempre avete visto in prima linea. Allora guardate un attimo, prima di andare dalla nostra Luisa, uno sguardo velocissimo a questa schermata che ci aggiorna costantemente sulla situazione del Veneto. Massima prudenza, nubifragio senza sosta tra Castelfranco, Cittadella, Campo San Piero, zone limitrofe con accumuli che si stanno avvicinando ai 100 mm, vengono segnalati allagamenti, diffuse interruzioni dell'energia elettrica. Il problema dell'energia elettrica ve l'abbiamo segnalato anche oggi in mattinata. I primi comuni ad avere mancanza di energia elettrica sono stati i comuni del Padovano, comuni dove peraltro domani le scuole saranno chiuse, e poi problemi legati all'energia anche a Vicenza. Luisa, buonasera, so che sei con il sindaco Giacomo Possamai, COC aperto con tutte le attenzioni del caso. Buonasera, com'è la situazione? Sì, adesso la situazione ce la racconta il sindaco Giacomo Possamai, perché in realtà adesso c'è un fortissimo nubifragio. Noi abbiamo persino fatto fatica alla guida ad avere visibilità. Insomma, la situazione sta lentamente peggiorando rispetto al bollettino di oggi pomeriggio, che invece i fiumi stavano lentamente scendendo e addirittura era sbucato anche un po' di sole. Sindaco, adesso qual è la situazione? Buonasera intanto a tutti. In realtà le cose stanno andando oggi come era stato previsto. Ieri oggettivamente no, ma oggi stanno andando come era previsto, e cioè durante il giorno un miglioramento del tempo, anche un calo del livello dei fiumi che sta continuando, nel senso che al momento i fiumi ancora non hanno ricominciato a salire. Il punto è che, come era noto già da ieri, oggi sarebbe arrivata una pesante perturbazione sulla città, una perturbazione che arriva dalla provincia di Verona e che ha fatto già danni e ha fatto cadere tantissima acqua sul veronese nelle ultime ore. È quasi un temporale estivo per intensità, solo che dura molto di più e soprattutto arriva in un territorio e anche in fiumi già pieni d'acqua, e quindi le difficoltà sono serie, soprattutto sul Retrone, che come sapete è il fiume che prende l'acqua dalla pianura, perché è un fiume molto corto di 12 km, e quindi il Retrone, che è già molto alto, rischia con queste piogge sicuramente di arrivare oltre la soglia di guardia, mentre l'altro aspetto è chiaramente che ci sono alcune parti della città soggette ad allagamenti per varie ragioni, dalla rete acquedottistica ad altri punti, per esempio le aree di campagna, le aree delle frazioni, che già adesso sono con l'acqua davanti alle porte, quindi il rischio è che questo acquazzone metta ulteriormente in difficoltà queste parti di città. Ecco, la difficoltà quindi riguarda adesso più il Retrone, visto che non ha vie di fuga in qualche modo, mentre il Bacchiglione, oggi avevamo detto che i bacini di laminazione sia di Caldogno sia di Viale Diaz erano stati aperti parzialmente proprio per permettere ulteriore sfogo nella serata, visto che erano previste queste piogge. Sì, il Genio Civile, la Regione, oggi ha spiegato che nella notte di ieri ha aperto sia il bacino di Caldogno sia il bacino di Viale Diaz, ma soltanto parzialmente, e quindi in questo momento c'è ancora spazio probabilmente, anzi sicuramente, dentro alle casse, in particolare del bacino di Caldogno, per cui il Bacchiglione tutto sommato, anche dovesse crescere, dovrebbe essere gestibile. Il Retrone invece, lo sappiamo, non ha bacini di espansione, è un fiume di fatto di pianura, e quindi se arriva tanta acqua sale quasi fosse un lago, quasi fosse uno stagno, e quindi il rischio di un'esondazione c'è spesso da questo punto di vista, e c'è anche oggi. Ecco, diciamo che la fase più critica a che ora sarà, a che ora è prevista? Ma tendenzialmente nella prossima ora dal punto di vista delle precipitazioni. Bisogna capire poi il Retrone come recepisce questa pioggia, perché se piove a Creazzo l'acqua, ora che arrivi in città ci vuole del tempo, ci vuole magari anche un'ora, quindi direi nelle prossime 2 o 3 ore si capisce definitivamente l'evolversi, almeno per questa perturbazione. Al momento non ne sono annunciate altre di importanti nei prossimi giorni, e quindi insomma potremmo dire che per questa fase, se
la sfanghiamo, se mi fate passare un termine non tecnico, nelle prossime 2 o 3 ore probabilmente il peggio sarà passato. Le chiedo un'ultima cosa, le zone più critiche in cui adesso stanno operando, ad esempio i volontari della Protezione Civile, dove si trovano? Adesso sono appena usciti, proprio mentre stavamo facendo questa intervista, i tecnici di Viacqua insieme all'assessore Spiller, che stanno andando nella zona dello stadio, che è notoriamente una delle zone che va più in difficoltà quando ci sono queste cosiddette bombe d'acqua, cioè grandi scrosci di pioggia in poco tempo, anche se ci sono già 4 idrovore in funzione lì, quindi tutto quello che si può mettere in campo è stato messo in campo. È andato in pesante sofferenza la zona intorno all'ospedale, via San Sigoli, via Cappellari, via Rodolfi, quindi quella parte di città, e poi ci sono alcune situazioni di allagamento più nelle aree di campagna della città, quindi queste sono state le zone in particolare dove è intervenuta Protezione Civile, oltre a tanti scantinati che però magari non derivano neanche direttamente in tanti casi dei fiumi e quindi sono sparsi in città. Ecco, io ringrazio il sindaco, lo lasciamo andare perché ovviamente il COC resta aperto e le riunioni si susseguono proprio per monitorare la situazione. A te la linea. Ho visto un sindaco stanco, evidentemente davvero è da questa mattina, dalla prima convocazione del COC, che siamo riusciti a mandarlo in diretta con le prime comunicazioni anche legate ai danni che ci sono stati in alcune scuole, alle strutture proprio di Vicenza, al parco giochi dove l'acqua è entrata appunto e ha in qualche modo rovinato e creato dei danni all'interno del giardino. Ad ogni modo le scuole domani saranno aperte e saranno aperte anche nella città di Padova. Questo è un dato che vi possiamo dare, ma che non era dato per certo fino ad un'ora fa, proprio perché sono tante anche le zone nella città di Padova che sono state allagate. Pensate, in una scuola a Volta Barozzo questa mattina è entrata l'acqua e anche lì è saltata l'energia. Quindi però per ora restano confermate chiuse solo le scuole che si trovano nella Bassa Padovana, quindi nei comuni di Montagnana, Monselice e Casale di Scodosia. Restiamo nel Padovano, vi facciamo vedere questa fotografia che arriva dai Vigili del Fuoco. Siamo a Megliadino San Vitale e quelle che vedete sono 2 donne che sono state tratte in salvo e portate via dalla loro abitazione dai pompieri che le hanno raggiunte con un gommone. Le vedete? La zona era una zona particolarmente isolata, la casa non era in pericolo, ma hanno pensato, proprio perché si tratta di 2 donne anziane, di come dire, portarle via e le hanno accompagnate da alcuni parenti. C'è un'altra foto interessante che vi possiamo far vedere ed è quella, è una foto parziale, ma sono le idrovore in azione, perché sempre nella zona di Casale di Scodosia, e avremo in collegamento con noi il sindaco, è andato sotto un allevamento di tacchini. Sono oltre 9.000 i polli che purtroppo sono morti a causa di questo allagamento, e questa foto va a raccontare il lavoro dei Vigili del Fuoco per provare a liberare l'allevamento dall'acqua che è entrata. Allora noi, eccola qui, la vediamo, la nostra Valentina Visentin, presente con noi fin dall'inizio della giornata per raccontarci la situazione nei vari quartieri di Padova. Ancora sotto l'acqua, Valentina, buonasera. Eccoti. Sì, e infatti questo è il momento di massima precipitazione della serata. Queste piogge intense erano previste oggi pomeriggio, ma diciamo che il temporale si è abbattuto pochi minuti fa. Noi adesso siamo in una zona piuttosto residenziale, quella di Città Giardino, una zona molto alberata. Infatti vedete, se Federico Cibotto riesce ad inquadrarlo, questo è un albero che fino a un'ora fa occupava via Colombo a Città Giardino. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spostarlo in modo tale da liberare questa strada. Al momento sono 150 ancora gli interventi in corso della Protezione Civile. Si tratta per lo più di interventi che sono il frutto della pioggia intensa, del nubifragio della scorsa notte, quindi non ci sono nuovi interventi, ma sono in fase di smaltimento ancora gli interventi del temporale della scorsa
scorsa notte. Questo albero è quello che è capitato a Città Giardino, perché appunto c'è stato anche forte vento e quest'albero è caduto. Per quanto riguarda le situazioni di criticità, restano chiusi i sottopassi di via Danoli, di via Chioggia all'angolo con via Carasi e di via Candiano, quello che vi abbiamo mostrato questa mattina, che era completamente allagato. Situazioni di criticità ripermangono in via Santi Fabiano e Sebastiano, e dove è ancora allagata, ma diciamo che insomma criticità sono sparse un po' in tutta la città a causa di questo nuovo temporale. Come hai detto tu, Anna, le scuole di Padova, è confermato, rimarranno aperte domani, quindi di Padova città. Resteranno invece chiuse le scuole a Casale di Scodosia, nella Bassa Padovana, quindi ad Urbana e a Montagnana, dove ci sono le situazioni ancora più critiche. Per quanto riguarda la piena, secondo quanto è emerso dalla riunione del COC che si è conclusa da poco nella sede della Protezione Civile di via Tassinari qui a Padova, il colmo di piena qui a Padova è previsto verso la mezzanotte, quindi passerà nella zona della Paltana, che è l'area golenale. Per il momento è passato a Montegaldella e abbiamo quel dato, il dato che a Montegaldella la piena è una piena molto importante, è 6,88, ci hanno riferito dal Genio Civile, e quindi si tratta di una piena piuttosto importante che è attesa in città. Per il momento il Bacchiglione e il Brenta stanno ricevendo, e questo è un buon segnale, ma la situazione ovviamente è in divenire. Sembra che il temporale adesso stia piano piano scemando, ed era questa insomma la fascia oraria su cui si era spostata l'evento piovoso più importante della giornata. La speranza è che non ci siano ulteriori piogge, che si consenta al territorio della città di poter smaltire tutta l'acqua che è caduta la scorsa notte, che parliamo di quantità davvero impressionanti, perché qui in città sono caduti in un'ora e mezza più di 90 millimetri di pioggia. Noi adesso da Città Giardino, se riusciamo, ci spostiamo per farvi vedere la situazione dei sottopassi, e poi dovremo avere anche in collegamento il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, con cui aggiorneremo appunto sull'arrivo della piena qui a Padova, e quindi la piena del Bacchiglione. Questo per quanto riguarda la città. Ovviamente situazione monitorata anche nella zona termale, e come ben hai raccontato nella Bassa Padovana, che ha sofferto tantissimo di questa ondata di maltempo. Una bomba d'acqua poi è stata registrata anche a Torreglia, quindi siamo nella zona dei colli, dove oggi c'erano già state segnalate più frane, 9 nel territorio di Galzignano, 15 in quello di Arquà Petrarca. Per il momento da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio, ringrazio Federico Cibotto che è qui con me e che vi ha mostrato appunto l'albero. Qui vi facciamo ancora vedere la situazione di quest'albero, che fino a un'ora fa occupava via Colombo, nella zona di Città Giardino, che è una zona piuttosto residenziale. Fortunatamente quando è caduto non stava passando nessuno, e quindi non dobbiamo almeno raccontarvi di feriti. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin sul posto fin da questa mattina per aggiornarci sulla situazione. Allora, due i fronti in questo momento. La Protezione Civile della Marca si sta spostando verso la zona di Crespano, zona della Pedemontana. Il Muson dei Sassi è pericoloso e sta esondando in Castellana. Allora su questo vorrei tornare, così poi lo congediamo e lo ringraziamo per essere stato con noi, dal generale Giancarlo Iannicelli. Allora stiamo andando, la perturbazione sta andando in zona Castellana, fa paura il Muson dei Sassi. Sappiamo che i bacini di laminazione stanno proteggendo il territorio, lo hanno fatto, l'abbiamo visto anche lo scorso ottobre e novembre, erano le giornate di Halloween, se si ricorda, quando nuovamente c'è stata una perturbazione molto pesante. Si va verso la Marca. Che cosa prevediamo? Ci ricorda che giornata potremmo trovare domani, generale? Sì, dicevamo, questo sistema perturbato, queste cellule poi in sostanza temporalesche si rialimentano, si rigenerano
e continuano, quando sembra che siano esaurite, vengono rigenerate e quindi continuano a dare improvvisamente altri effetti poi molto forti, quindi con precipitazione. Ormai è di uso anche tecnico queste bombe d'acqua. Diciamo che tutto si sta spostando verso est, ormai è interessato, come abbiamo visto, Padova, Verona, Vicenza. Treviso ha iniziato, da non molto Treviso, iniziando la parte dalla destra Piave, adesso si è spostato di noi, adesso a Treviso sta piovendo e ci sono questi acquazzoni molto forti, questa quantità di pioggia, e poi si calma e comincia. Proprio per questa cellula che continua ad essere viva, temporalesca. Si sposterà, come ho già detto, il peggio dovrebbe passare nelle prossime ore, quindi c'è ancora molta criticità. Poi bisogna vedere come risponde il terreno, ma soprattutto come rispondono i corsi d'acqua. Diciamo già da domani, anche se siamo ancora in giornata critica, dovrebbe essere migliore il tempo. Le piogge non dovrebbero essere così diffuse, dovrebbero attenuarsi. Certo, tutto si sposta verso est, quindi l'Alto Adriatico, un po' il Friuli, la Venezia Giulia, quelle saranno sottoposte, potrebbero essere sottoposte la giornata di domani a un peggioramento sensibile. Sta passando, poi ripeto, ci aspettano 2 giorni di intervallo che non ci devono trarre in inganno, perché già da lunedì, in domenica in parte peggiore, martedì si preannuncia una giornata di nuovo critica. Perché? Perché avremo delle precipitazioni spesso a carattere temporalesco, quindi vuol dire con rovesci che scaricano una quantità di acqua molto alta. Quindi e poi a seguire martedì avremo ancora giorni di critici, questo naturalmente è complice anche, andiamo veramente verso la stagione in teoria, quindi un maggior riscaldamento, questo instabilizza ancora di più dal punto di vista dei temporali, no? C'è quest'aria un po' più fresca che arriva, si scontra con masse d'aria un po' più calde e quindi i temporali sono veramente all'ordine del giorno. Ripeto, prossime ore ancora criticità e poi per sabato e domenica un buon weekend, un buon fine settimana. Aspettiamoci all'inizio, i primissimi giorni della prossima settimana, ancora situazioni da monitorare perlomeno. Grazie generale per essere stato con noi. Intanto le foto che abbiamo visto mentre lei parlava sono le foto che arrivano da Migliorini, sindaco di Asolo, perché appunto sono diverse le strade allagate nell'Asolano. Attenzione, c'è un'ultima ora, grazie generale per essere stato con noi. C'è un'ultima ora che ci porta a Riese Pio X, siamo ancora in provincia di Treviso, la frazione di Vallà, ricorderete Vallà fu colpita da una tromba d'aria, un'anziana è stata soccorsa poco fa dai carabinieri e portata all'esterno dell'abitazione già invasa dall'acqua. Un'ultimissima ora che arriva con l'intervento di soccorso da parte dei carabinieri per salvare un'anziana che si trova nella frazione di Vallà. Allora abbiamo i colleghi che si stanno spostando tra Casale sul Sile, ancora Padova, ancora Vicenza, ma io saluto e ringrazio il professor Dal Paus che si è collegato con noi, ordinario di ingegneria idraulica e insomma una persona che il territorio veneto lo conosce, lo ha studiato da tanto tempo e ha una teoria ben precisa su quello che sta accadendo sul nostro territorio. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora professore, noi l'abbiamo ascoltata già nel 2010 quando andò sotto Ponte San Nicolò, Casalserugo, i comuni del Padovano. Già allora lei ci raccontò di quanto l'urbanizzazione del territorio abbia messo in sofferenza e di fatto reso molto debole la pianura padana. Oggi, vedendo le immagini di questi 2 giorni di difficoltà, che cosa pensa? Beh, penso che bisogna insistere su quelle attività, su quei provvedimenti che sono stati presi, che si è incominciato a prendere nel 2010, ma direi che questa è un'azione che deve essere persistente nel tempo e continua. Si è fatto qualcosa, ma molto poco. Il percorso credo è ancora molto molto lungo. Lei ha fatto uno studio importante. Cosa ne è stato di quello studio e che cosa ci raccontava? Beh, diciamo che in quelle analisi fatte dopo la piena del Bacchiglione del 2010 si era ritornati a ribadire la validità
delle ipotesi suggerite dalla Commissione De Marchi, in particolare l'indirizzo di provvedere a una mitigazione del problema della sicurezza idraulica attraverso la creazione di invasi per la trattenuta dei colmi di piena. Diciamo che a partire da quella data si è incominciata questa strada, ma al momento sono state realizzate alcune opere che sono servite, che hanno dimostrato di essere utili, ma sono ben altre le opere che devono essere realizzate sul territorio se noi vogliamo avere una maggiore tranquillità. Purtroppo dopo, come sempre è capitato d'altra parte, perché io ricordo quello che avvenne dopo la pubblicazione degli atti della Commissione De Marchi, un consenso generale, e poi pian pianino sono incominciate le opposizioni, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, e sostanzialmente quello che ha fatto la Commissione De Marchi non è poi stato trasferito al territorio. Io nel 2010 ho ripreso alcune di quelle valutazioni, di quelle indicazioni, ne ho aggiunte delle altre, ma diciamo che la Regione ha incominciato un'attività concreta per realizzare questi invasi per la moderazione dei colmi di piena, ma abbiamo ancora un lungo percorso da fare, e perciò l'unica soluzione, a mio avviso, è quella di insistere in questa direzione, di incrementare gli interventi in questa direzione e soprattutto di far sì che le opposizioni che nascono a livello locale siano in qualche modo neutralizzate, perché più che manifestazioni dettate da obiezioni scientificamente e tecnicamente condivisibili, mi sembrano piuttosto l'espressione di capricci. Si può fare tutto, ma non nel mio territorio. Se si fa nel territorio degli altri va benissimo, ma se tu tocchi una parte del mio territorio non va bene. E soprattutto quello che io ho trovato incredibile è che le motivazioni con cui ci si oppone sono motivazioni risibili, che non hanno fondamento. Ahimè, vengono da persone che sono nella politica e che hanno responsabilità a livello locale di governo del territorio, ma purtroppo sono anche posizioni che alcuni tecnici cavalcano. Quale sia il motivo non lo so. Certo che a queste soluzioni è difficile contrapporre valutazioni di altro genere o interventi di altro tipo. Ognuno dovrebbe assumersi le responsabilità che competono alle posizioni che esprime. Chi si oppone, e poi succedono le cose che vediamo anche in questi giorni, dovrebbe poi anche render conto degli effetti della sua opposizione. Professore, quello che lei ci sta raccontando in qualche modo ci fa venire in mente quello che sta accadendo sul Piave, i vari comuni che sono in contrapposizione tra di loro per fare la famosa cassa di espansione alle Grave di Ciano. Non si è trovato un accordo, ci sono i ricorsi e si rischia di andare davvero avanti con i tempi. Beh, la magistratura ha dato torto al sindaco di Crocetta e ai sindaci che si sono coalizzati con lei per opporsi alla realizzazione di questo intervento importante per il Piave sulle Grave di Ciano. La magistratura ci ha messo 3 anni per dare questa risposta. Era una risposta che secondo me si poteva dare molto più rapidamente, perché di tempo da perdere non ne abbiamo. Possiamo ancora continuare e introdurre situazioni che fanno rivivere quello che si è visto dopo che la Commissione De Marchi aveva suggerito i suoi indirizzi. Non è più tollerabile, non è più tollerabile.
Qual è l'intervento più urgente, professore? Lei lo ha citato. Io credo che se il Piave fosse interessato da un evento di piena confrontabile con quello del 1966, ma anche con quello del 1965, noi avremo serie difficoltà in adiacenza a questo fiume nel corso di pianura, e quindi bisogna assolutamente intervenire, a meno che noi non siamo disponibili ad accettare i danni che un'eventuale esondazione confrontabile con quella del 66 produrrebbe sul nostro territorio. Sarebbero danni di gran lunga superiori a quelli che abbiamo patito in occasione di quella piena, perché l'urbanizzazione del territorio e la realizzazione o l'insediamento sul territorio di beni di valore importante è avvenuta nel frattempo, noi avremmo danni economici non proprio trascurabili, e poi avremmo anche la possibilità che ci siano delle vittime, e su questo chi si oppone adducendo motivi inconsistenti dovrebbe, a mio avviso, riflettere. Grazie professore per essere stato con noi, professor Luigi Dal Paus. Grazie a voi. Grazie, è sempre un punto di riferimento importante per riuscire ad approfondire ed andare un po' al di là, insomma, della cronaca che vi stiamo raccontando, però ampliare lo sguardo e poter fare un ragionamento più ampio. Buonasera e ben ritrovato invece Roberto Padrin. In questo caso in qualche modo noi con lei, con il suo intervento, proviamo a guardare alla provincia di Belluno per capire che cosa sta accadendo sul territorio. Pare che il bellunese questa volta sia stato risparmiato rispetto ad altri comuni e province. Tocchiamo ferro. Al momento noi non abbiamo segnalazioni di danni particolari, anche se in queste ultime ore la pioggia scende molto, molto incessantemente, quindi devo dire che abbiamo messo in allerta tutte le squadre di protezione civile, quindi devo dire abbiamo una condizione comunque di attenzione altissima su quelle che possono essere appunto le conseguenze di questa ondata di maltempo, quindi al momento, ripeto, segnalazioni particolari noi non ne abbiamo registrate. Sì, Presidente, l'ascoltiamo, c'è stata un'interferenza dell'audio, abbiamo diversi zaini collegati, l'ascoltiamo. No, ho detto chiaramente che la situazione per fortuna è sotto controllo in provincia di Belluno, nonostante la pioggia in queste ultime ore scende incessantemente, quindi devo dire che la preoccupazione c'è. Abbiamo tenuto in allerta tutte le squadre di protezione civile a livello provinciale, quindi non appena appunto abbiamo segnalazioni siamo pronti ad intervenire. In questo momento, ripeto, la situazione non ci dà dei segnali di danni, di smottamenti, di frane, e quindi speriamo che tutto possa andare avanti durante la notte senza particolari problemi. Ecco, da questo punto di vista comunque noi in questi mesi abbiamo raccontato di un territorio, quello della montagna, delle terre alte, ancora molto fragile. Lei ha citato le frane. Che lavori state apportando sul territorio, anche perché si sta per aprire la stagione estiva? Ma abbiamo sempre detto che noi, nella grandissima sfortuna di Vaia, siamo riusciti a trasformarla in un'opportunità grazie al consistente finanziamento che il governo ha messo a disposizione della Regione del Veneto e dell'unità commissariale, che ha permesso di realizzare veramente tantissime opere di messa in sicurezza dei nostri torrenti, dei nostri fiumi, ma soprattutto delle zone franose che insistono soprattutto nei centri abitati. Quindi è stato un grandissimo lavoro. Noi anche come provincia di Belluno siamo intervenuti in più parti, è un po' una competenza nostra e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, pur avendo risorse sempre molto limitate, anche se comunque la possibilità di utilizzare i canoni idrici ci permette di avere, diciamo così, qualche risorsa forse in più degli altri, ma da questo punto di vista devo dire che l'attività di prevenzione, l'attività che dovremmo cercare di portare avanti il più possibile, quindi mi auguro veramente che ci siano sempre disponibilità di finanziamenti su questi temi, e qualora ci siano dei segnali dove la natura porta dei rischi, riusciamo, ripeto, ad intervenire in maniera preventiva e non sempre dopo che avvengono appunto situazioni poi che possono anche avere conseguenze drammatiche.
Grazie Roberto Padrini per essere stato con noi, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Dunque la prevenzione, non intervenire sempre in caso di emergenza che non è più tale, così come ha detto il generale Giancarlo Iannicelli, dobbiamo abituarci che questi fenomeni faranno parte della nostra vita, dei nostri territori e dunque intervenire nella salvaguardia dei territori con la prevenzione, come ha detto Padrin. Allora su questo torneremo ovviamente. Saremo insieme fino alle 23 in questa edizione straordinaria. Ora pochi secondi di pubblicità e poi ancora in collegamento con Vicenza, con le immagini di Verona, le immagini che arrivano dal Bassanese con le strade anche lì allagate e dalla Marca Trevigiana. Tra poco. Edizione straordinaria di Antena 3 Nord-Est, il punto sul maltempo nella nostra regione. Buonasera ancora, ben ritrovati, ripartiamo dal Bassanese, un giro veloce sui siti che sono il megafono un po' della situazione, ve ne sono tantissimi, anche i più comuni sui social network, dove i cittadini in qualche modo vanno a sfogare anche la loro rabbia. Allora guardate, questo ci porta a Mussolente, il centro in tilt, è postato da Meteo Bassano e Pedemontano del Grappa. Tutto completamente allagato, guarda che roba. Sono dei cittadini da un bar che riprendono la situazione della via davanti a loro e la postano sui social. Guardate l'acqua, siamo a Mussolente. C'è un altro video che ora vi faccio vedere che ci porta a Mussolente ed è questo, strada statale. È la strada statale che da Mussolente porta a Romano de Zelino. Sta trasbordando in carreggiata. Sono addirittura i cittadini che mentre guidano con il cellulare riprendono la situazione. Quindi qui siamo nella zona del Bassanese. Come vi abbiamo già detto, la perturbazione che ha interessato molto le zone del Vicentino e del Padovano in mattinata sta continuando ma in maniera meno violenta, ora si sta spostando verso la Marca Trevigiana. Muson dei Sassi, sorvegliato speciale, la zona del Bassanese e la zona dell'Asolano. C'è un aggiornamento però che ci porta anche a Venezia. Su Venezia il Mose non è stato attivato, temporale violentissimo su Venezia centro storico, possibile sovralzo a livello di marea fino a 110 centimetri a Punta della Salute. Eccolo qua, questa è la previsione di marea delle ore 20 e 30 del 16 di maggio, guardate. 110 centimetri a Punta della Salute. Oggi, questa mattina, il Mose non è stato attivato, ma ovviamente la situazione è in itinere. Vi portiamo tra pochissimo di nuovo a Vicenza, invece vedo collegato Alessio che prima era in collegamento in diretta da Silea, con lui a tappeto la Marca Trevigiana. Questa volta, se non sbaglio, Alessio, sei collegato da Casale sul Sile. Ancora buonasera e ben ritrovato. Buonasera Anna, hai detto bene, siamo a Casale sul Sile, siamo nella zona del Porticciolo, nota appunto per la sua strategicità sul fronte chiaramente della vicinanza con il fiume Sile. Con me c'è il sindaco Stefania Golisciani, ma c'è anche l'assessore alla protezione civile Stefano Luccarelli. Allora siamo fortunatamente in una zona ancora una volta riparata perché sta piovendo a dirotto sindaco e proprio in questi istanti, in questi secondi avete misurato proprio l'altezza del Sile, del fiume Sile, che è alle nostre spalle. Diamo proprio un aggiornamento dell'ultimissimo secondo, si può dire, sindaco? Sì, è arrivato a 1,60 m, che è ancora gestibile, però ci spaventa il fatto che è molto rapida la crescita, perché alle 7,15 era 1,40 m, quindi insomma vediamo che sta crescendo in modo rapido. Ecco, nel corso delle ore come vi siete attivati, che cosa avete messo in campo e soprattutto che cosa farete anche da qui alle prossime ore in base a come chiaramente evolverà la situazione?
Noi ci siamo attivati già per tempo, già da ieri, e ora ci sono le squadre di protezione civile in giro e la polizia locale anche, e attiveremo in caso sia necessario anche altri volontari, e abbiamo anche i carabinieri che ci supportano nell'eventualità in cui ci siano chiamate di necessità. Ecco, Assessore, noi siamo nella zona del Porticciolo, ma è tutto un po' il comune che viene attenzionato e monitorato? Sì, assolutamente. Le pattuglie che si stanno occupando del monitoraggio, come ha citato il sindaco, e stanno verificando i cosiddetti punti deboli, i punti sensibili, e quindi siamo in attesa dell'esito del monitoraggio. Comunque arrivano notizie insomma attimo dopo attimo, e stiamo verificando, insomma, appena speriamo, ecco, che il Sile smetta di crescere così come sta facendo, anche gli affluenti inizierebbero a soffrire di meno, ecco. Anche perché in teoria la situazione meteo dovrebbe da qui ai prossimi minuti un po' migliorare sul fronte, no, delle precipitazioni, Sindaco, ma proprio in questa zona viene in mente a che cosa è accaduto anche in passato con il Sile, che era molto più alto e che quindi a ogni innalzamento c'è apprensione, c'è preoccupazione. In realtà è un po' imprevedibile, perché l'altra volta era venuta giù molta meno acqua, e però il fiume era cresciuto molto di più di ora, quindi era arrivato addirittura in strada. Ora invece, come vede, è ancora bassa, la parte bassa del Porticciolo non è ancora riempita e sta venendo giù più acqua, quindi è il contrario dell'altra volta. L'altra volta meno acqua, il Sile è cresciuto ed era già in strada a quest'ora, invece ora c'è più acqua ma il Sile è ancora gestibile. C'è una sorta di imprevedibilità, appunto, no? C'era questa previsione meteo così importante, c'è stata una copiosa caduta di pioggia, ma è chiaro che si cerca di far fronte il meglio che si può in queste situazioni, no, Assessore? Sì, assolutamente. Quando arriva l'allerta di codice rosso si apre immediatamente il COC, il centro operativo comunale, e si attivano i volontari della protezione civile ad opera del sindaco, e da lì parte il monitoraggio e la presenza sul territorio, quindi insomma, la protezione civile insieme alla polizia locale sono attive sul territorio, come abbiamo detto prima, e come è successo già in passato siamo anche intervenuti siamo intervenuti su un'abitazione qui vicino, e siamo stati qui fino alle 4 del mattino per cercare, insomma, di fare in modo che l'acqua non entrasse in casa, insomma. Possiamo dare un ultimo aggiornamento, Sindaco? Al di là chiaramente del monitoraggio del fiume, non ci sono situazioni di particolare criticità sul fronte di allagamenti a case o situazioni simili, no? No, questo no. Poi noi abbiamo la mappatura di tutte le aree particolarmente sensibili. Ci sono dei fossati dove abbiamo avuto già delle indicazioni di piccole esondazioni, però a questo momento non abbiamo chiamate di allagamenti nelle case. Però è ovvio che speriamo che smetta di piovere. In ogni caso noi siamo pronti con la protezione civile e tutti i volontari in campo. Quanti uomini avete operativi? Al momento ci sono 2 squadre di protezione civile e un equipaggio di polizia locale, e anche i carabinieri della locale stazione di Casale sul Sile. Insomma, siamo appena sentiti via messaggio per verificare la situazione delle strade, insomma. Questa è la situazione dunque, Anna, da Casale sul Sile. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti ti chiederemo la linea, ma si continua a monitorare costantemente la crescita del fiume. Dal Porticciolo intanto è tutto, se non ci sono domande, Anna, ti restituisco la linea. Grazie Alessio, un saluto ovviamente ai tuoi ospiti. Noi abbiamo raggiunto al telefono Mario Conte, sindaco di Treviso, in questo caso direi con il ruolo di presidente ANCI del Veneto. Buonasera Mario Conte, grazie per essersi collegato con noi. Ci sente? Ce l'abbiamo? Pronto? Eccolo, noi la sentiamo. Buonasera a tutti. Allora, buonasera. Siamo appena stati in collegamento con Casale sul Sile, quindi abbiamo un po' raccontato la situazione del Sile. Sappiamo che il Muson sta iniziando a preoccupare. Lei arriva da Roma, quindi ci può anche aggiornare in tempo reale sulla situazione della circolazione ferroviaria, che questa mattina è stata interrotta. Intanto è riuscito ad arrivare? Com'è la circolazione dei treni? No, diciamo che adesso non so dirvi se tecnicamente è bloccata, ma sicuramente ci sono pesanti ritardi di 150-160 minuti, e alcune linee sono anche completamente sospese e cancellate. E devo dire che quando sono arrivato a Mestre c'era una situazione veramente critica anche da un punto di vista meteorologico. Poi da Mestre a Treviso in macchina è stato molto molto complicato, perché forse era anche il momento di massima forza della perturbazione.
Devo dire che qui su Treviso noi stiamo monitorando con la protezione civile, ma è tutto abbastanza sotto controllo, e invece da presidente ANCI sono in contatto con i sindaci del Padovano e del Vicentino, ai quali abbiamo dato la nostra disponibilità per intervenire a supporto, coordinati dalla Regione Veneto con la protezione civile, tant'è che proprio nelle prossime ore partiranno 2 squadre da Treviso per andare o a Vicenza o a Padova. Adesso siamo in attesa di ricevere le indicazioni. Allora, ci fanno sapere che la situazione più preoccupante è quella sul versante di Castelfranco, quindi diciamo la perturbazione si sta spostando. In questa diretta abbiamo già ospitato diversi interventi, tra i quali quello del professor Dal Paus, che è tornato sulla situazione del Piave, no? Sulla diatriba tra i vari comuni per la famosa cassa di espansione che lì dovrebbe sorgere per mettere in salvo diversi territori. Ecco, come ANCI, come vi state muovendo? Che ruolo avete anche in questo tipo di decisioni? No, ma noi, cioè, l'appello che faccio ai colleghi sindaci è quello di essere dialoganti con gli enti superiori, ma lo dico, guardate, che anche alla luce dei salvataggi che i vasi di laminazione realizzati dal presidente Zaia in questo momento sono riusciti a ottenere. Proviamo a pensare cosa sarebbe stato questa emergenza meteo senza tutti quegli interventi fatti dalla Regione Veneto. Ovvio che se noi perdiamo tempo in diatribe, in discussioni per capire qual è il punto migliore, affidiamoci ai tecnici e poi ogni territorio, insomma, si farà carico di ricevere queste opere laddove servono, perché se ognuno di noi diventa esperto di idraulica, esperto di meteorologia, io credo che non ne veniamo più fuori. Allora l'appello che faccio è: queste sono opere che non possono più attendere. Mi pare abbastanza evidente che il cambiamento climatico qui da noi porta a questo tipo di fenomeni, e quindi se vogliamo mettere in sicurezza il territorio servono questi vasi di laminazione. Devo dire che con un pizzico di orgoglio ne abbiamo realizzato uno anche qui a Treviso, tra 1000 polemiche per gli alberi, per l'opportunità di farlo o meno. Oggi abbiamo messo in salvo completamente un quartiere sud della città di Treviso che con questo tipo di perturbazione certamente sarebbe andato sott'acqua. Quindi bisogna superare le polemiche, superare i campanilismi e dialogare con la Regione affinché si possa accelerare i tempi di realizzazione di queste opere che sono fondamentali. E fatemi dire un grande grazie al Presidente Zaia, perché con determinazione è andato avanti nella realizzazione di queste opere che oggi stanno mettendo in salvo gran parte della nostra Regione. E questo l'abbiamo insomma anche raccontato all'inizio, quando i bacini erano stati aperti solo parzialmente proprio per preparare il territorio a ricevere l'acqua che sarebbe arrivata nel pomeriggio. Grazie Mario Conte, grazie per essere stato con noi, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Allora avete sentito, no, l'appello al dialogo tra primi cittadini, perché non vi siano campanilismi ma perché davvero tutti si collabori per mettere in sicurezza il territorio. Ora dalla nostra Valentina Visentin. Valentina, dove ti trovi esattamente? Buonasera. Eccoci. Eccoci Anna, ancora qui da Padova. Ci siamo spostati nella zona della Mandria, il quartiere che collega la città alla zona termale. Qui la situazione più critica è tra via Chioggia e via Carasi. 1 chilometro più in là c'è il sottopasso chiuso di cui vi parlavamo prima e vedete com'è la condizione della strada. Il canale è praticamente diventato un tutt'uno con la strada e non si capisce più dove finisce il canale, dove inizia la strada. La strada è chiusa, ma comunque alcune macchine provano ancora a raggiungere le abitazioni. Prima addirittura abbiamo visto un camion del soccorso stradale che ha desistito, non è riuscito ad andare avanti, doveva andare a soccorrere un'auto della polizia locale che è rimasta bloccata poco più avanti, a 1 chilometro da dove ci troviamo noi adesso. Quindi la situazione di questo quartiere, il quartiere della Mandria, qui in via Carasi, che diciamo è la parte più bassa di questo quartiere, dove è presente il sottopasso che collega non solo ad Abano ma anche a Selvazzano, è rimasto chiuso e con ovviamente inevitabili disagi. Ci diceva poco fa un residente che ieri sera l'acqua era ferma in quel punto, quindi molto più in là, e piano piano questa mattina è cresciuta e adesso si trova la strada in questa situazione. Ci hanno appena avvertito che è caduto
un grosso ramo di un albero nella sede stradale di via Facciolati. Fra poco noi ci spostiamo e quindi magari vi facciamo vedere com'è la situazione, perché ovviamente anche in quel caso la caduta dell'albero potrebbe aver creato problemi alla viabilità. Intanto da via Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio e pronto per aggiornarvi con altre novità su Padova. Grazie Valentina Visentina. La zona della Mandria è una zona che spesso va sotto, sono tantissime le case che si trovano nell'area golenale della Mandria, e poi invece via Facciolati è la zona dove si trovano le chiuse, le famose chiuse di Volta Barozzo. Questa mattina e questa notte, quando la corrente è saltata, le pompe hanno smesso di funzionare, da qui diversi i problemi e diversi i sottopassi che da Volta Barozzo al comune vicinissimo di Ponte San Nicolò sono stati allagati e dunque sono stati chiusi. La situazione, torniamo a ribadirlo, più pesante per quanto riguarda la provincia di Padova è però nella bassa padovana, con le scuole che saranno chiuse domani. Andiamo nel prossimo servizio con le parole di Chiara Gaiani a Casale di Scodosia. Ieri sera avevamo provato ma non funzionava, adesso funziona e grazie a Dio stiamo riuscendo a filtrare tutta l'acqua, diciamo, nelle fognature. Lei vive da sempre qui e non era mai successo? Lei non ha mai pensato che il suo giardino potesse allagarsi? No, così no, una cosa impressionante, così no. Proprio una bomba d'acqua che non si è mai vista una cosa del genere. Stavamo cercando di raggiungere un allevamento di tacchini dove questa notte sono morti 9.000 animali, pensate, però guardate cosa ci siamo trovati davanti, la strada è completamente allagata, c'è un camion in panne, un vero e proprio disastro. Siamo veramente in una crisi molto importante, non è mai capitata in questo paese un'alluvione così importante, anche perché ha colpito un territorio molto vasto e noi, avendo le valli che sono inigue, dunque le acque vanno tutte a confluire là e passano tutte per Casale, dunque siamo andati in crisi per questo. Avete scuole chiuse, strade chiuse, addirittura sfollati? In previsione sì, ci saranno degli sfollati che abbiamo, dunque colgo l'occasione per ringraziare la nostra casa di riposo che ha messo a disposizione delle stanze se ci sono necessità, e abbiamo 16 strade chiuse, 13 vie importanti, anche quelle più principali, e ieri era chiusa anche Piazza Matteotti, dunque una quantità di acqua così io non lo ricordo mai aver visto a Casale di Scodosia. Quante case avete allagate adesso, sindaco? Ma io credo siamo nell'ordine di qualche centinaio di case allagate. La protezione civile da stanotte, da ieri pomeriggio, stanno consegnando sacchi di sabbia per limitare le entrate sulle case delle acque, e poi quando l'acqua calerà, grazie anche ai vigili del fuoco di Este, che abbiamo 2 squadre, cominceranno a pompare acqua sulle scantinati, ma questa non è una priorità, la prima priorità è quella di non fare entrare acqua sulle case. Chiede lo stato di calamità, tutto pronto? Lo sto firmando adesso. Avete sentito? Allora vi facciamo vedere le immagini di Castello di Godego, anche qui diversi gli allagamenti, e intanto salutiamo e ringraziamo per averci raggiunto al telefono Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, nonché presidente della provincia di Treviso. Buonasera. Un attimo solo, Luca, ecco, parlo che tipo. Siamo con lei, la sentiamo, Presidente. Buonasera. Eccolo, buonasera. Eccoci qua. Allora, com'è la situazione? È drammatica, nel senso che abbiamo il lavenale che sta esondando e fin tanto che non rientra non riusciamo ad intervenire. La copiosa pioggia, mi dico essere stata nell'ordine di 100 mm, ha mandato sott'acqua sostanzialmente tutta la città, frazioni comprese. Allora io vorrei approfittare velocemente per chiedervi di divulgare la notizia in accordo col prefetto che chiudiamo le scuole domani di ogni ordine e grado, e speriamo di riuscire a raggiungere più persone possibile, insomma, perché non so com'è la situazione nelle scuole, ho tantissime strade chiuse,
ho la casa di riposo a rischio e sta continuando a esondare in quanto la cassa di espansione, ancorché forzata, non riesce a far abbassare il livello. E quindi niente, vi devo anche lasciare perché siamo un po' in punto qui nella sala operativa a Castelfranco Veneto con telefoni che bollenti, situazioni difficili. Non registro adesso di persone che si siano fatte male piuttosto che altro, quindi perlomeno quello al momento non ho alcuna segnalazione e niente, speriamo che smetta di piovere. Esatto, volevamo avere un aggiornamento, Sindaco, su se ci fossero dei feriti. Dunque stiamo preparando il titolo, maltempo, scuole chiuse domani a Castelfranco e ci saranno degli aggiornamenti. Allora adesso lei, Sindaco, si trova alla sede della Protezione. Io sono presso la sala operativa della Protezione Civile di Castelfranco Veneto in via Lovara. Qui stiamo procedendo anche con la distribuzione dei sacchi per quei cittadini che se li vengono a prendere, perché noi non riusciamo ad arrivare dappertutto. Stanno arrivando rinforzi dalla Protezione Civile provinciale con della sabbia e con dei volontari, e quando smetterà di piovere e l'Avenale rientra cominceremo a procedere con gli svuotamenti degli immobili allagati, insomma. Grazie, allora la congediamo, Sindaco, in caso magari ci sentiamo più tardi. Noi siamo in onda fino alle 23. Allora, il messaggio lo lanciamo anche qui in diretta da Antenna 3. Domani a Castelfranco Veneto tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, quindi la stessa decisione che è stata presa per diversi comuni della Bassa Padovana. Si distribuiscono sacchi di sabbia presso, appunto l'avete sentito, la sede della Protezione Civile, quindi chi dovesse averne bisogno i sacchi sono a disposizione. Allora, Castelfranco Veneto e Castello di Godego, esondazione dei canali del torrente Muson, case e sottopassi allagati, evidentemente la viabilità è paralizzata, ma stanno arrivando input da ogni parte di non uscire di casa, non muoversi. Loria, Riese, Pio X, zone rurali, esondazione dei canali di irrigazione, campi allagati, cantine e garage allagati anche qui, quindi nella zona di Riese, Pio X e Loria la viabilità è compromessa. San Zenone degli Ezzelini, fonti, allagamenti dovuti alle forti piogge nei centri abitati e smottamenti anche a Castelcucco, quindi davvero la situazione è critica. Sono stati attivati i COC nei comuni maggiormente interessati. Siamo in costante aggiornamento anche noi con Giampaolo Bottaccini, l'assessore regionale alla Protezione Civile. La conferenza stampa questa mattina nella sede della Protezione Civile. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio che in qualche modo va a raccontare la tensione fin dalle prime ore del mattino con il punto che è stato fatto. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Venezia. È ancora assolutamente prematuro per avere il quadro dei danni, perché abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, dissesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata di ieri, quindi ovviamente è ancora assolutamente prematuro sapere e definire una stima dei danni. Quali sono le zone appunto più colpite? Beh, allo stato attuale abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Vediamo nelle prossime ore cosa accadrà in base alle precipitazioni che ci saranno. Cosa ci si aspetta? Ma ci si aspettano ancora precipitazioni importanti. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Assessore, torniamo sui lavori, i ponti che saltano, gli argini che crollano, e però c'è anche un piano di messa in sicurezza del territorio che non va di pari passo con i cambiamenti climatici. È una corsa contro il tempo. Il Veneto è partito con forte anticipo rispetto
a chi si è accorto recentemente dei cambiamenti climatici, perché il nostro piano nasce nel 2011. Quindi nasce parecchi anni fa, abbiamo attivato un piano che è stato definito con criteri scientifici appoggiandoci all'Università di Padova, allo staff del professor Luigi Del Paos, e da lì siamo partiti. Era un piano che valeva 3 miliardi e mezzo di euro, abbiamo realizzato più di metà di queste opere. Negli ultimi 4 anni sono stati attivati 2.527 cantieri. È chiaro che è una corsa contro il tempo, perché stiamo recuperando decenni di cantieri che non sono stati realizzati. Ovviamente noi continuiamo nella nostra corsa contro il tempo, continuando ad aprire cantieri, continuando a finanziare opere di difesa del suolo, con non poche difficoltà, a volte dettate anche dalla burocrazia. Allora, criticità a Venezia, centro storico. Poi un'altra notizia che vi possiamo dare: esondazione del Teva, siamo nella Marca Trevigiana, siamo nel comune di Vidor. Prima con noi il sindaco di Castelfranco, che ha dato l'annuncio in diretta: le scuole chiuse domani per tutto il giorno a Castelfranco. Questa è l'immagine, guardate, esondazione del Teva, l'immagine che ci arriva da Vidor come anticipato. Sono i social network che ci danno anche gli strumenti per lavorare in queste situazioni con i cittadini che diventano protagonisti loro malgrado delle criticità che il maltempo sta portando nel nostro territorio, e vogliono farsene portavoce, quindi postano sui loro social, sui vari gruppi, le fotografie di quello che stanno vedendo. Uno delle situazioni più complicate è quella che ci porta nel Vicentino, dove è crollato un ponte. Siamo nel comune di Malo, una delle situazioni che ha richiesto l'intervento più urgente da parte dei pompieri, ma anche dei volontari di protezione civile. Allora facciamo il punto sul crollo del ponte di Malo nel prossimo servizio. È stato spazzato via dalla furia dell'acqua il ponte delle Galline a Malo. Un forte boato stanotte ha svegliato i residenti. Pochi minuti per rendersi conto che il manufatto che collegava via San Giovanni con via Kenderle non c'era più. Dentro casa al buio e l'acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Cosa è successo? Esattamente non lo so. So che ho trovato il scantinato pieno d'acqua. Ecco, presumo che il ponte che c'era ha fatto tappo con le ramaglie, con i tronchi, quelle cose lì. Il torrente non ha defluito, ha invaso gli scantinati. Quando che la spinta è stata enorme è partito il ponte e si è aperto il tappo, però i scantinati erano già sotto acqua ormai. Ha allagato una piccola zona all'intorno qua del ponte. Adesso abbiamo dato aiuto a Viacqua per ripristinare in maniera temporanea l'acquedotto, e adesso siamo passati alle pulizie di queste 3 abitazioni che erano invase da acqua, ma soprattutto da fango. Altre situazioni critiche qui nella zona di Malo? Sì, abbiamo in via Monti, è stato portato via un altro ponte a causa sempre delle forti piogge, abbiamo diversi smottamenti, abbiamo tanti garage allagati, tanti sottoscala, tanti edifici che hanno avuto infiltrazioni di acqua. Malo devastata da quest'ondata di maltempo. Monte di Malo e la zona industriale con le aziende in ginocchio. Mi ha telefonato il vicino, che è salvo per miracolo anche lui, perché lui è 1 metro sotto del nostro livello e aveva 3 metri di acqua. Vieni perché qua ho visto le tue vetrine sfondarsi e prima dell'1 ero qua e c'era 1,20 metri, vedete il segno, era già tutto pieno e perciò sei inerme, non puoi fare niente. E sono stato sempre qua a tenere perché era tutto sfondato, vediamo in che condizioni è. E adesso è arrivata la protezione civile, ma noi abbiamo cominciato stamattina con un'impresa privata, che ho cercato con le pompe, con l'idrore, ho buttato fuori 1500 metri di acqua a 1,20 metri abbondante. Allora, invece adesso siamo a Montagnana. Io davvero ringrazio tutti i colleghi che sono con noi in questa lunga diretta, ma anche tutti i sindaci che hanno scelto di esserci, di partecipare con le immagini, con la loro voce, nonostante per loro siano momenti davvero molto impegnativi. Siamo a Montagnana con Giampaolo Lovato, sindaco. Non è solo sindaco, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera. Sono consigliere con delega alla sicurezza e alla protezione civile del Comune di Montagnana. Com'è la situazione allora, Montagnana? Allora, da ieri pomeriggio abbiamo attivato il COC sin dalle prime ore, intorno alle 15, 15:30, e da subito è partita, a fronte della fase emergenziale, un continuo lavoro di assistenza verso le numerose famiglie della città di Montagnana che sono state fortemente colpite dall'acqua, sia all'interno di scantinati che delle vere e proprie abitazioni. Di qui sono partiti numerosi interventi, oltre 60, grazie a un coordinamento immediato tra tutto il corpo della protezione civile, comunale e intercomunale, e qui è rappresentato il coordinatore del Comune di Montagnana Marco Gelmo, la polizia locale con il comandante Fozzato, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli alpini che hanno dato una mano, e tutta l'amministrazione comunale che oggi era qui a fare sacchi da portare alla gente. Allora, la situazione delle scuole? Le scuole sono rimaste chiuse oggi e rimarranno chiuse anche domani. È una decisione che il sindaco Gianpaolo Lovato ha ritenuto in scienza e coscienza di prendere questa sera, a fronte di numerose strade comunali e provinciali ancora interessate da fenomeni di opacità, ancora coperte d'acqua, e quindi per l'incolumità delle famiglie e dei ragazzi abbiamo ritenuto di Senta, voi siete riusciti un po' a comunicare con i vostri cittadini, avete usato i canali social per dare loro questi avvisi, anche perché insomma sono momenti concitati. Come state comunicando con la città? Allora, buonasera. Con la città stiamo comunicando attraverso 3 canali principali, oltre che le linee telefoniche classiche. Stiamo utilizzando il nostro canale social in Facebook, stiamo utilizzando il totem informativo che abbiamo posizionato in un punto particolare strategico della città, e stiamo utilizzando tutti quanti i nostri numeri personali per contattare la cittadinanza via SMS o via WhatsApp. Qualche aggiornamento per quanto riguarda la giornata di domani? Come vi muoverete anche un po' per ripristinare la situazione? Beh, attualmente non sta piovendo, ha piovuto un po' questa sera, quindi la situazione si sta essenzialmente stabilizzando. Possiamo dire che l'allarme sta rientrando? Possiamo dire che in questa fase, sì, in questo preciso istante, pian pianino sta rientrando. Siamo però comunque ancora all'interno del COC, le squadre sono tuttora operativi, i vigili del fuoco sono qui con noi, pronti ad intervenire laddove vi fosse necessità. Sarà il momento della conta dei danni? Ci sarà la conta dei danni, sicuramente sì. Però per quello ci vorrà sicuramente qualche giorno ancora. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie a lei. Buon lavoro ovviamente, buon lavoro a tutti voi. Eravamo in collegamento con Montagnana, poi tra pochissimo saremo in via Facciolati, dove è caduto un grosso ramo. Via Facciolati è una via principale, particolarmente sono diverse auto che transitano in via Facciolati perché è una via principale del Padovano. Adesso però proviamo ad andare nel veneziano. Abbiamo le immagini della spiaggia della Brussa, le immagini di Bibbione, la zona di Marinella. Abbiamo sentito anche il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che ci ha raccontato quale sia la situazione. Eccola qua, questa è la località Marinella, siamo a Caorle. Guardate, queste sono le immagini di oggi pomeriggio, anche qui ovviamente idrovore in azione. Tra pochissimo ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori, che ha seguito la situazione nel veneziano. Ci sono allagamenti anche in Lista di Spagna, e poi ci racconterà anche da Torreglia, dove lei risiede, problemi legati agli allagamenti anche in quella zona. Torniamo su Vicenza finché attendiamo che i colleghi ci chiedano la linea, e poi abbiamo ancora diversi ospiti, perché tra pochissimo parleremo anche con Coldiretti. È evidente che il mese di maggio è un mese per l'agricoltura, un mese particolarmente importante, tanti i seminativi, e nuovamente una perturbazione di questo livello ha messo in ginocchio la nostra agricoltura. Ci collegheremo con il direttore di Coldiretti di Vicenza, ma intanto andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Vicenza, che racconta delle zone allagate. Oggi abbiamo fatto un passaggio con Carlo Inghilleri e Luisa Bertini, le zone allagate di Vicenza, e poi a seguire vi racconteremo anche di un salvataggio che c'è stato a Schio. Ma prima partiamo con uno sguardo su Vicenza. Che cosa è accaduto? Ascoltate le interviste raccolte dalle nostre troupe. Io
ieri sera sono andata a letto a 00:30 con il Bacchiglione che aveva già superato la soglia dei 5 metri. Alle 2 eravamo ancora tranquilli, alle 3:30 purtroppo, quando ci siamo svegliati, abbiamo trovato la sorpresa, avevamo già l'acqua tutto dentro il giardino e anche all'interno dell'appartamento. Ecco, quindi voi avete lo scantinato, il primo piano completamente. Esatto, la cantina, vabbè, ma quella può passare la cantina al garage, ma tutto il piano sotto, tutto l'appartamento è tutto allagato, compresa la taverna, i garaggi. Fortunatamente siamo riusciti a spostare le macchine e portarle al sicuro, altrimenti avevamo anche le macchine e non riuscivamo più a tirarle fuori, perché quando l'acqua è troppa non riesci più a tirarle fuori. Comunque ce l'abbiamo fatta. Notte di paura per i residenti di Strada Casale, andata sott'acqua stavolta come il 27 febbraio. Un'ondata di maltempo imprevisto che qui a Vicenza è andato diversamente rispetto alle previsioni di allerta gialla, con 100 mm di pioggia caduta in poche ore, con il Bacchiglione che è salito a pochi centimetri in meno del livello di esondazione, fermandosi stanotte a 6,04 metri. E continua l'allerta rossa fino alle 21, in cui i fiumi continueranno ad essere sorvegliati speciali. Stanotte, oltre al bacino di Caldogno, è stato aperto per la prima volta dall'inaugurazione anche quello di Viale Diaz. Qui siamo in zona Stadio Menti. Ci siamo ritrovati in quasi la stessa situazione del 27 febbraio, quindi con il condominio allagato, anche i garage allagati. È stato un po' deprimente vedere che dopo 2 mesi e mezzo praticamente non è successo niente. Ancora interrotte diverse strade e Ponte di Debba, è in corso verifiche per il cedimento del muro della scuola dame inglesi, oltre agli allagamenti che hanno investito la materna Malfermoni. Allora, ci spostiamo ora a Schio per raccontarvi di un atto di coraggio, quello compiuto da 2 carabinieri in servizio a Schio. Si sono immersi nelle acque torrenziali che avevano invaso la carreggiata, portando in salvo 2 donne rimaste bloccate dentro l'auto lungo Viale Europa Unita. Acqua e fango, dovute all'esondazione di fiumi e canali, avevano raggiunto la sede stradale investendo la loro auto. Guardate le immagini. Un salvataggio importante, oggi cosa è successo? Sì, questa notte, poco prima della mezzanotte, una richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa dei Carabinieri di Schio ha permesso un immediato intervento da parte di una pattuglia dell'aliquota radiomobile che ha tratto in salvo 2 donne che erano rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo della propria autovettura in condizioni di grave pericolo per la propria incolumità psicofisica. Ecco, i militari non hanno esitato, si sono lanciati. I militari sprezzanti del pericolo si sono lanciati e hanno tratto in salvo le donne con notevole determinazione. Allora, tra pochissimo la nostra Luisa Bertini che si è spostata davanti alle idrovere. Siamo nella zona dello Stadio Menti, sapete, la zona di Vicenza che va puntualmente sotto quando piove troppo. Intanto arriva un'allerta, un messaggio dal comune di Mira, siamo nel veneziano, confermata allerta meteo per le prossime ore. Si legge: si invita a limitare i propri spostamenti solo se strettamente necessari, a mantenere la massima prudenza in ogni circostanza, affrontare i sottopassi solo se privi di allagamenti, prestare massima attenzione. Ricordiamo che è stata modificata la viabilità lungo via Miranese con istituzione di senso unico verso Mirano, via Argine Destro, canale Teglio interclusa per favorire le manovre idrauliche, sottopasto via Tresievoli chiuso. Questo è l'aggiornamento in tempo reale che arriva dal comune di Mira. Vedo collegata e la ringrazio ancora una volta la nostra Luisa Bertini. Luisa, buonasera, dove ti trovi? Sì, buonasera. In questo momento ci troviamo allo Stadio Menti, proprio davanti a me il retrone. Questa, se ricordate, è la zona in cui il 27 di febbraio, proprio da qua tra l'altro, avevamo fatto un collegamento in cui come stasera vedete le idrovore sono a lavoro. Ovviamente la situazione non è neanche lontanamente paragonabile perché all'epoca avevamo raccontato tutto questo tratto completamente allagato. Ovviamente i fiumi continuano ad essere monitorati, in modo particolare il retrone, mentre la problematica di ieri sera era quella del Bacchiglione. Questo perché? Perché oggi ci è stato spiegato che laddove piova in montagna il problema nasce per il Bacchiglione, mentre se piove in pianura il problema è del retrone e oggi pomeriggio le piogge si sono concentrate proprio
qui in pianura, quindi l'attenzionato speciale è il fiume Retrone. Sono in attività le squadre della protezione civile che sono arrivate a supporto da Lonigo, sono attive in Viale Dalviano, in Via dei Medici e alle barche. Ricordo che anche alle scuole delle Dame Inglesi e delle Malfermoni sono state interessate da un allagamento e quindi anche lì oggi sono state operative e monitorate quelle zone, anche perché in quella zona c'è stato il crollo di un muro di recinzione che ha provocato una breccia, lungo il Bacchiglione. Io adesso provo a spostarmi insieme a Simone, vediamo se nonostante il buio riusciamo a vedere qual è la situazione del Retrone. Ricordo anche che prosegue la distribuzione dei sacchi di sabbia nelle zone individuate più a rischio. Poco fa abbiamo sentito il sindaco Possamai, che appunto ci parlava di questa bomba d'acqua che era in corso all'incirca un'ora e mezzo fa. Adesso, come vedete, la situazione, almeno per quanto riguarda le piogge, si è un po' attenuata per il momento, quindi il problema resta quello relativo ai fiumi. Le idrovore, torniamo a parlare delle idrovore che vedete qui inquadrate dal collega Simone Squarcina, sono state fornite dalla protezione civile regionale, una è posizionata in Ca' Tosate, la seconda appunto è quella che vedete in zona stadio a supporto delle 3 idrovore di Viacqua. I tecnici ovviamente all'opera nella zona vicino allo stadio, quindi nella zona vicino a dove ci troviamo noi, in Viale Trissino, in Viale Simonelli. Alcuni degli scantinati si sono allagati e oggi abbiamo anche raccolto le voci di chi abita qui e che aspetta una soluzione definitiva anche per il Retrone, perché ricordo che il Bacchiglione è collegato, in qualche modo tenuto in salvo, in sicurezza dai 2 bacini che sono stati aperti, quello di Caldogno e quello di Viale Diaz, che è stato inaugurato circa 3 settimane fa e che è entrato in funzione per la prima volta proprio stasera. Io direi, Anna, che per il momento ti restituisco la linea mentre continuiamo a lasciarvi a vedere le ultime immagini delle idrovore in funzione. Per il momento restituisco la linea allo studio. Luisa, grazie ancora per questo nuovo aggiornamento. Io ricordo che da questa mattina la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza, la perturbazione si sta spostando verso il Veneto orientale, verso la Marca Trevigiana, l'allerta meteo è diramata fino alle 14 di domani. Pochi secondi di pubblicità, poi con la nostra Ilaria Marchiori, il punto sull'allagamento in lista di Spagna e il quadro sul veneziano. Tra poco. Eccoci 22:12, ancora buonasera, ben ritrovati, edizione straordinaria interamente dedicata al maltempo. Siamo in onda già dall'inizio della mattina per fare il punto sulla situazione, una perturbazione che si è abbattuta sulla regione e che a partire dalla provincia di Padova e in qualche modo anche dalla provincia di Verona ora si sta invece spostando verso il veneziano e verso la Marca Trevigiana. Allora, per fare il punto si è collegata con noi, e la ringrazio, la nostra Ilaria Marchiori. Buonasera Ilaria. Allora, che cosa ci puoi raccontare del veneziano? Sì, buonasera Teana, ai nostri telespettatori. Allora, era stata una giornata sommariamente tranquilla nel veneziano, sapevamo che però dalla serata in poi si sarebbe
appunto ha battuto il maltempo anche nel nostro territorio. Intorno alle 20 si è allagata la zona di Lista di Spagna a Venezia, stiamo parlando proprio del centro storico della città lagunare, tanto che all'inizio si era pensato, insomma, il terrore acqua alta che incombe è sempre lì, poi in realtà c'è stato un violentissimo temporale, ecco, stiamo vedendo qui alcune immagini, e quindi questo nubifragio e quest'acqua che ha iniziato a scivolare proprio lungo la zona di Lista di Spagna. C'è un'alta marea di 110 centimetri, quindi ricordiamo che con questo tipo di picco non si aziona il Mose. È prevista una marea un po' più sostenuta nelle prossime serate, però ovviamente step by step, nel senso che, come si diceva anche questa mattina durante il bilancio nella sede della Protezione Civile a Marghera, ci sono i modelli previsionali, però in questo periodo soprattutto il maltempo sta anche facendo delle brutte sorprese, dei brutti scherzi che quindi vanno al di là delle previsioni. C'è stato un allagamento anche a Mestre, più di qualcuno, ma uno particolare in Corso del Popolo. Mi dice il vice sindaco, che è anche assessore alla protezione civile, che ci sono tantissime chiamate ai vigili del fuoco. C'è stato un intervento nella zona di Marghera per una fuga di gas che ora è rientrata, e vari altri interventi per degli allagamenti in altre abitazioni, però è tutto in questo momento sotto controllo. Come si diceva stamattina, ci sarebbero state alcune criticità nella zona del Veneto orientale, così sta succedendo, in particolare nel porto gruarese sono caduti 44 millimetri circa di pioggia, e anche qualche criticità nella zona di Concordia Sagittaria, dove però al momento è tutto sotto controllo. Ho sentito anche il sindaco di Chioggia per capire com'era la situazione in quella parte del veneziano. Al momento è sotto controllo anche questa zona, però naturalmente si sta monitorando minuto per minuto. Ricordiamo che domani, intorno al primo pomeriggio, la situazione emergenziale, secondo appunto questi modelli previsionali, in qualche modo si dovrebbe attenuare, quindi non ci resta che attendere di capire che cosa succederà nella notte. Ma al momento, nonostante le criticità e il lavoro dei vigili del fuoco in tutte queste zone di cui vi ho parlato, sta permettendo di tenerla sommariamente sotto controllo. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori per questi ultimissimi aggiornamenti e anche un po' il punto, no, su questo Mose che ha come dire, dei vincoli, no? Viene azionato soltanto in determinate condizioni, anche perché, Ilaria, azionare il Mose ha comunque un costo per Venezia. Certo Anna, hai ben detto, per cui ovviamente c'è questa soglia dalla quale da questa soglia in poi il Mose viene azionato ed è superiore ai 110 centimetri. Ovviamente vero è che, vedendo anche queste immagini dell'allagamento di Lista di Spagna, non si è potuti non tornare con la mente a quella che è stata l'acqua granda del novembre 2019. E non vi nascondo che comunque la preoccupazione, anche se poi obiettivamente siamo consapevoli che ora c'è il Mose che sta funzionando e che quindi impedisce che la città si allaghi, come è successo proprio in quella che definiamo l'ultima acqua granda della città, la preoccupazione comunque c'è stata. Tra l'altro anche i parcheggi nella zona di Piazzale Roma si sono allagati. È dunque una situazione che molti dicono di non aver mai visto, proprio perché anomala, nel senso che sì, i veneziani erano abituati all'acqua alta, però in questo caso si è capito che si trattava poi, in un secondo momento ovviamente, di una situazione differente, ovvero a causa di questo fortissimo, violento temporale, questo nubifragio, poi i tombini ovviamente non sono riusciti a far defluire poi l'acqua, e di conseguenza hanno iniziato ad allagarsi anche quelle zone lì. Grazie Ilaria, grazie per essere stata con noi con i tuoi aggiornamenti. Grazie Ilaria. Buona serata a voi.
Allora, vi facciamo sentire e vi facciamo vedere Stefano Marcon ha inviato un video per utilizzare anche questa nostra diretta per poter comunicare con i suoi concittadini. Vi facciamo sentire le parole di Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Facciamo un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani venerdì 17. Ripeto, domani venerdì 17 le scuole di Castelfranco Veneto rimarranno chiuse a causa maltempo. Grazie. Immaginate quanto sia importante anche utilizzare questi canali per dare queste comunicazioni e queste decisioni che vengono prese alle 22 della sera, quindi insomma anche dare il tempo alle famiglie di provare in qualche modo ad organizzarsi in assenza delle elezioni di domani. Dalla nostra Valentina Visentini, ora che se non sbaglio avrebbe dovuto dirigersi verso la zona di via Facciolati. Valentina, buonasera ancora. Sì, ecco, siamo arrivati in via Facciolati. Questo è l'albero di cui vi parlavo prima, l'albero che è caduto, è stato spostato prontamente dai vigili del fuoco dalla strada al marciapiede per consentire appunto il passaggio delle auto, perché questa è una strada piuttosto trafficata. Finché ci sono state le operazioni di spostamento c'è stato il senso alternato di marcia. Vedete oltre all'albero i grossi rami che sono stati segati e messi a bordo strada proprio per consentire di liberare la carreggiata. Siamo vicini al ponte di Volta Barozzo, quindi poi ci sposteremo per vedere l'andamento del Bacchiglione, perché come vi dicevamo la piena è attesa dopo la mezzanotte. Intanto visto che la piena è passata, il colmo di piena è passato a Monte Galda, che è il confine con la provincia di Vicenza, in via precauzionale nelle scorse ore sono stati chiusi i ponti sul Bacchiglione a Trambacche e a Creola, quindi siamo tra il comune di Veggiano e il comune di Saccolongo. La piena prima a tarda notte passerà qui a Padova, poi per domani mattina è attesa a Bovolenta. Bovolenta, come ben sapete, è uno dei comuni del Padovano che più ha avuto ripercussioni durante l'alluvione del 2010. Si trova in una sorta di cul-de-sac, di imbuto, dove l'acqua confluisce e quindi la sua situazione viene sempre monitorata con attenzione, soprattutto la zona della Ponta, dove sono previsti ovviamente allagamenti per domani al momento del passaggio della piena del Bacchiglione, perché è una zona che tradizionalmente è molto bassa e quindi viene sempre allagata, e in quel caso le famiglie verranno molto probabilmente sfollate ed evacuate, come era successo anche di recente con le recenti piogge di fine febbraio. Quindi domani mattina bisognerà capire come evolverà la piena anche nel territorio di Bovolenta che dovrebbe aver scelto di chiudere appunto le scuole domani proprio per il passaggio della piena del Bacchiglione, mentre confermiamo a Padova resteranno aperte le scuole. Un'altra buona notizia è che fortunatamente ha smesso di piovere, non dovrebbero essere previsti ulteriori temporali per la notte, e quindi insomma la città adesso attende la piena e poi piano piano l'acqua dovrebbe defluire anche dalle strade dove permangono maggiori criticità, come nel quartiere di Brusegana e della Mandria che avevamo mostrato prima. Noi, Anna, adesso restituiamo la linea allo studio con Federico Cibotto. Ci spostiamo nell'area golenale della Paltana per mostrarvi tra poco com'è il Bacchiglione. Linea allo studio. Grazie Valentina Visentin che ci ha aiutato a dare la notizia delle scuole chiuse a Bovolenta. Attenzione, scuole chiuse domani anche ad Asolo, scuole di ogni ordine e grado chiuse ad Asolo, dunque non solo a Castelfranco Veneto ma anche ad Asolo. E poi la nostra Tiziana Bolognani ci dà un aggiornamento per quanto riguarda la provincia di Belluno. C'è stata una frana sulla regionale 348 Feltrina, località Carpen, dopo la rotatoria di Fener. Siamo in comune di Sette Ville, regionale Feltrina chiusa, dunque una frana sulla regionale 348. Intanto vi facciamo vedere questo video che è stato postato dal SUEM di Crespano, Pedemontano del Grappa, con... Guardate, vedete, chiunque sta utilizzando i social network per aggiornare i cittadini della situazione. Questo è un video che è stato postato dal SUEM di Crespano
Pedemontana del Grappa, questa è la zona della via la via Marosticense, così si chiama. È un video che va a raccontare come anche la rete idraulica minore sia in sofferenza e dunque le strade stiano subendo degli allagamenti veramente importanti. Intanto leggete, abbiamo fatto scrivere in sovrappressione Castelfranco, Asolo, domani scuole chiuse, aggiungiamo anche Bovolenta e siamo in provincia di Padova. Abbiamo il COC ancora aperto invece a Vicenza, dove è presente il sindaco Giacomo Possamai. Lì per noi c'è la nostra Sharon Di Carlo e con lei ci collegheremo a breve. Proviamo a fare un passaggio fuori dal Veneto, andiamo ad Udine. Ci sono stati diversi danni legati al maltempo anche ad Udine. Abbiamo un servizio che arriva direttamente dalla nostra redazione, servizio danni maltempo, che fa una panoramica su questa perturbazione che ovviamente non ha interessato soltanto il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia. Si è spostata verso il Veneto orientale e anche a Udine ci sono stati diversi danni. Guardate. Dopo la tregua del primo pomeriggio, brusca sterzata del maltempo con l'allerta meteo che rimane in vigore al momento di andare in macchina con il servizio fino alle ore 12 di venerdì 17 maggio. Una nuova perturbazione ha già iniziato la sua azione nell'area a cavallo tra la Venezia orientale e il Friuli occidentale, con forti piogge mixate a grandine di piccola dimensione tra Portogruaro e Chions. Non si segnalano particolari criticità. Nel contesto, la situazione meteorologica che permane critica e con nuovi temporali in formazione nelle prossime ore. Ad ovest si denota già la linea instabile che sta attraversando Piemonte e Lombardia, muovendosi verso oriente. In serata porterà ulteriori fasi temporalesche e rovesci diffusi. Il picco instabile si verificherà tra le 18 e le 23 di giovedì 16 maggio. All'interno dei nuclei più intensi possibili grandinate con chicchi di 1-2 cm, intense piogge e forti colpi di vento. In nottata, secondo la simulazione del grafico, si prevede un miglioramento. Eccoci, allora intanto ci stiamo organizzando con la regia perché abbiamo diversi collegamenti in coda e allora andiamo subito dalla nostra Sharon Di Carlo che è in compagnia con il sindaco Giacomo Possamai. COC ancora aperto da questa mattina e tuttora aperto. Buonasera Sharon. Sì, buonasera Anna, buonasera a tutti i telespettatori. Ci sono novità qui dal COC di Vicenza, sono appunto con il sindaco Giacomo Possamai. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. È ancora in corso una riunione, corretto? Cosa vi state dicendo? Siamo in collegamento con la prefettura, con altri sindaci della provincia, col 118, con tutte le realtà che fanno parte del CCS, quindi del centro di coordinamento della prefettura. Di fatto stiamo chiudendo alcune decisioni, tra cui quella di tenere le scuole aperte domani, quindi a Vicenza città e nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia le scuole saranno aperte nella giornata di domani. Su Vicenza città possiamo dire che il peggio è passato, nel senso che abbiamo avuto una perturbazione pesantissima fino a circa un'ora fa, che è quella poi che ha fatto tantissimi danni nel Veronese, che da noi però è passata un po' più velocemente, anche se ha battuto veramente forte. Il retrone si è un po' alzato ma non desta in questo momento grandissime preoccupazioni. Ha riportato allagamenti in zona stadio in altri punti della città, quindi comunque ci sono delle problematiche serie, però in questo momento la situazione sembra da un lato sotto controllo ma soprattutto dall'altro sembra andare verso un miglioramento. Che cosa dicono i sindaci del territorio? Cosa ha sentito? C'è preoccupazione? C'è grande preoccupazione anche perché insomma, questa volta Vicenza ha avuto danni anche importanti, ma purtroppo e anzi voglio dire ancora una volta davanti alle vostre telecamere la mia solidarietà verso gli amministratori, i colleghi e i tantissimi cittadini colpiti di tantissimi comuni della provincia di Vicenza e del Veneto. Ho visto scene drammatiche, ponti crollati, case abbattute, sono situazioni veramente difficilissime e quindi la preoccupazione c'è perché siamo alle prese con un clima che cambia in maniera estrema. No, riprendo, esatto, siamo tornati. Un clima che cambia sempre di più perché le quantità di acqua che sono cadute in questi 2 giorni ormai ci sembrano quasi normali, ma non lo erano anche solo 5, 6, 8, 10 anni fa.
Su Vicenza l'altro punto è che i bacini sono fondamentali, ci hanno salvato anche questa volta, ma rischiano di non bastare, nel senso che siamo arrivati a 6,04 m sul Bacchiglione. Io ricordo, e purtroppo i vicentini se lo ricordano bene, nella grande alluvione del 2010 il fiume uscì a 6,18 m, 6,19 m, quindi eravamo a 15 centimetri, cioè niente dal fatto che il Bacchiglione potesse uscire. Sindaco, prima venendo qui c'era una città fantasma, i cittadini hanno paura. I cittadini hanno paura e anche hanno rispettato, spero, credo, quello che gli sto chiesto anche da noi, e cioè dalle 16 alle 21-22 di evitare spostamenti inutili, di mettere in sicurezza prima le automobili e i propri beni, perché chiaramente il rischio c'è. Vicenza è una città soggetta ad allagamenti e ad alluvioni, e quindi nel momento in cui ci sono situazioni di questo tipo bisogna che ognuno faccia la propria parte. Anzi, ringrazio i vicentini che ancora una volta l'hanno fatta. Io ringrazio lei, Sindaco, grazie del suo tempo. Anna, per il momento è tutto, nel caso vi richiedo la linea, grazie. Grazie alla nostra Sharon Di Carlo a Vicenza. Guardate, invece ci spostiamo un attimo a Castelfranco per farvi vedere questo video che arriva. Un video particolarmente emblematico, con queste auto che vanno a passo d'uomo e si fanno strada in mezzo all'acqua. La circonvallazione di Castelfranco nella storica piazza Giorgione. Guardate le immagini, c'è chi prova a fare una retromarcia per tornare indietro, per non trovarsi imbottigliato in questo cul-de-sac di fatto, perché guardate, l'acqua è ancora molto alta e ci vorrà del tempo per riuscire a farla defluire dalla piazza. Abbiamo ancora diversi aggiornamenti, però vorrei salutare e ringraziare, perché ci ha raggiunto al telefono Sara Gaiani, Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Lei è anche sindaco del comune di Villatora, se non sbaglio. Sara, buonasera. Buonasera, di Villanova di Campo San Piero. Villanova di Campo San Piero, ci perdoni, ma abbiamo input che arrivano davvero da tutte le parti del Veneto. Allora, Alta Padovana, com'è la situazione? Allora, la situazione per quello che riguarda la zona Federazione dei Comuni del Campo San Pierese in generale questa sera è abbastanza grave, nel senso che purtroppo diversi fiumi hanno esondato, diversi corsi d'acqua, e questo comporta numerosi allagamenti. Fortunatamente non ci sono gravi danni strutturali, quindi se vogliamo guardare il lato positivo della medaglia è questo. Purtroppo però ci sono delle situazioni di forte criticità per cittadini che hanno la casa allagata, piuttosto che nel mio comune, per esempio, tutta la zona artigianale è completamente allagata, e questo compromette gravemente le fabbriche che lì operano normalmente. Allora, intanto noi stiamo facendo vedere l'andamento della perturbazione utilizzando ovviamente i siti. C'è una conta dei danni che sarà da fare domani, secondo lei, Gaiani? Assolutamente, domani è il giorno dopo, il giorno dove si conteranno i danni, e si andrà anche a capire quali sono le motivazioni, perché tengo a precisare che molti cittadini ci hanno fatto presente come sia necessario far fronte a più risezionamenti di fossi, però purtroppo l'evento che abbiamo visto oggi non è dovuto a mancati risezionamenti, anzi la zona dell'Alta Padovana è particolarmente attenta su questo tipo di interventi. Purtroppo la piena di cui siamo stati investiti era probabilmente imprevedibile, ci sono stati anche dei guasti alla rete meccanica da parte di meccanismi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che hanno messo in difficoltà il territorio. Sarà necessario verificare quali sono state le difficoltà, perché ora, oltre a contare i danni, bisogna anche capirne le motivazioni per evitare quanto più possibile non si ripetano. Tutta la farei su una polemica che in qualche modo è stata lanciata da qualche primo cittadino nel corso della nostra prima edizione di oggi a mezzogiorno. Perché questa emergenza non è stata segnalata, i famosi messaggi che arrivavano? Ecco, la segnalazione secondo lei è stata tempestiva, si poteva fare meglio? Diciamo che la Regione Veneto ha trasmesso i bollettini con l'allerta gialla, e quindi insomma una sorta di comunicazione c'era. È pur vero che anche nei mesi scorsi c'erano stati dei bollettini del medesimo tenore che non avevano però poi comportato una situazione così grave, ma erano magari puntuali e relative ad alcuni piccoli, magari minori corsi d'acqua. Probabilmente non ci si aspettava che la quantità di acqua che si sarebbe riversata poi con
con gli acquazzoni che si sono succeduti nel corso della notte e della giornata sarebbe stata di tale portata. Tengo a pensare che possa essere questa, è pur vero che qualcosa nel meccanismo di segnalazione va migliorato assolutamente. Grazie Gaiani per essere stata con noi, grazie. A voi, buona serata. Buon lavoro anche a lei. Allora invece adesso ci spostiamo nella zona di Mussolente, nella zona del Bassanese, perché ci ha chiesto la linea la nostra Vanessa Banzato. Abbiamo anche dei video da farvi vedere adesso, dateci il tempo di trovarli. Vanessa, dove ti trovi? Buonasera. Sì, buonasera Anna. Io mi trovo per l'esattezza a Casoni di Mussolente, siamo in via Generale Giardino. Adesso provo a, eccoci qua, a mostrare la zona esatta. Vedete, c'è questo torrente d'acqua che arriva dalla campagna. Purtroppo la luce è quella che è. Mi stanno aiutando alcuni vicini della zona, alcuni residenti della zona, per così darmi un punto luce, perché sennò c'è tantissimo buio. Si vede questo torrente d'acqua che sta praticamente riempiendo la strada. Adesso la situazione, Anna, è decisamente migliorata rispetto a neanche un quarto d'ora fa. Ha smesso di piovere al momento e quindi si può dire che le cose stanno andando per il meglio. La protezione civile è già al lavoro per cercare di monitorare le zone e le parti più colpite, sono dove trovo io, via Sant'Antonio, dall'Agna. Fondamentale, è stato ricordato in tante occasioni, fondamentale è stata l'apertura dei vaccini di laminazione che sono stati realizzati negli ultimi tempi. Oltre, e noi siamo a ridosso proprio con la provincia di Treviso, perché Mussolente è l'ultimo comune in provincia di Vicenza al confine con Treviso, con la provincia di Treviso, e proprio nell'area San Zenonese, quindi a Zenone Sud verso Careinati, ma anche la parte della Castellana, l'area dell'Asolano, sono andati letteralmente sott'acqua. Tantissimi i disagi delle persone, dei residenti, che si sono trovati a fare i conti con soprattutto scantinati e piani sotterranei letteralmente allagati. Al momento qui a Mussolente non si sono verificate, vedete, ecco, per esempio questa macchina che sta passando, vedete com'è la situazione. Ripeto, adesso non ha niente a che vedere con quanto si è verificato circa un quarto d'ora fa. La strada l'acqua era ancora più alta, la strada era completamente inagibile. E, ecco, stavo dicendo appunto, si sta cercando in qualche maniera di ripulire soprattutto i tombini che restano purtroppo, questa è una piaga per tanti comuni, restano ricoperti di erbe e quant'altro, detriti, e il fatto che i tombini non possano ricevere l'acqua crea grossi disagi alle strade. Il pericolo è quello che ci siano esondazioni, ci siano allagamenti e che gli allagamenti arrivano a interessare anche le abitazioni. Osservato speciale qui a Mussolente, zona di Casoni nello specifico, è il Giaron, il torrente Giaron. È arrivato al limite, hanno detto alcuni residenti, al limite del livello con la strada. Quindi adesso staremo a vedere, davvero si spera soltanto che la pioggia cessi, almeno in quest'area, che la pioggia cessi, per cercare di evitare al massimo disagi per chi vive in quest'area di Mussolente, almeno in tutta l'area della Castellana, della Pedemontana Trevigiana. Anna, per il momento da Mussolente è tutto. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Sono le 22:37, pochi secondi di pubblicità e poi, oltre ad avervi raccontato i disagi per i cittadini, ma anche insomma i disagi che ci sono stati per chi si spostava con l'interruzione della circolazione ferroviaria, vi racconteremo anche, lo vedo già collegato e lo saluto, di che cosa sta accadendo alle nostre campagne, alle nostre colture. Dottor Guderzo, grazie per essersi collegato con noi, Coldiretti di Vicenza. Tra pochi secondi siamo da lei, ma prima dobbiamo andare in pubblicità. A tra poco.
Eccoci, edizione straordinaria di Antenna 3 Nord-Est, il focus sul maltempo e quello che sta succedendo nel nostro territorio. I danni non sono stati soltanto per le persone, ma sono stati anche per le culture, e chi lavora nei campi giorno dopo giorno lo sa e sta vivendo davvero anni molto complicati a causa dei cambiamenti climatici. Ve ne abbiamo parlato, li abbiamo ascoltati e li ringrazio davvero per essere con noi. Siamo con il direttore della Coldiretti di Vicenza. Direttore, buonasera. Buonasera. Allora, quante segnalazioni avete avuto? Com'è la situazione? Sappiamo che appunto il Vicentino, territorio estremamente colpito, il mese di maggio è un mese importante per le colture. Che cosa sta rischiando? Ma innanzitutto diciamo che è già da qualche mese che la situazione in agricoltura è parecchio complicata, in quanto è da molto che piove e si fa molta fatica a raccogliere i foraggi e a fare le semine. Con l'ultima bomba d'acqua è stata un po' la mazzata finale, nel senso che ha distrutto i raccolti, e anche chi aveva già seminato ora si ritroverà a dover riseminare e quindi avere costi aggiuntivi. E purtroppo è una situazione che ha colpito indistintamente tutto il Vicentino, sia il basso Vicentino che l'alto, e con questo mi piacerebbe anche ricordare un attimo quello che è il ruolo dell'agricoltura nel territorio, che non è solo quella di dare prodotti di qualità, ma è anche un presidio ambientale. Quando anche l'opinione pubblica vede un'azienda agricola, deve ricordarsi sempre che è anche uno strumento di protezione del territorio, in particolar modo in quelle zone magari più fragili e delicate, penso anche alle zone collinari, dove la presenza dell'agricoltore determina un minore dissesto idrogeologico. Alla luce di questo, gli interventi che sono stati fatti sul territorio del Vicentino vi soddisfano? Ma diciamo che dal punto di vista anche dei bacini di eliminazione sicuramente è stato fatto un lavoro importante. Anche qui va ricordato anche che molti terreni agricoli sono stati utilizzati anch'essi stessi come dei polmoni per queste fasi critiche. Esatto. Ciò nonostante, comunque, ripeto, in aree collinari dove magari da lì si potrebbe, zone che spesso vengono abbandonate perché l'agricoltura fa fatica a sopravvivere economicamente, se ci fosse, diciamo, una presenza di aziende agricole più cospicua, magari si avrebbero minori problemi a valle. Quindi lei ci sta dicendo investire in agricoltura perché l'agricoltura va a salvaguardare il territorio, un'agricoltura che però viene costantemente messa a dura prova. Noi abbiamo visto una primavera estremamente piovosa, ma così è stato anche l'autunno, e poi probabilmente tra un mese daremo l'allarme siccità. Come vi state attrezzando come agricoltori per far fronte a questi cambiamenti così repentini? Ma innanzitutto ricordiamo anche, adesso io non sono né un ingegnere idraulico né un meteorologo, però questi fenomeni così eccezionali purtroppo stanno diventando sempre più frequenti, e da qui bisogna anche imparare una lezione che anche dal punto di vista delle infrastrutture probabilmente da qui in futuro avremo la necessità di adeguarci, e da qui anche come Coldiretti la proposta di creare una rete di medi e piccoli invasi affinché abbiano una duplice funzione, quella di contenere l'acqua quando ce n'è troppa e di immagazzinarne per quando ce n'è invece troppo poca, perché come diceva benissimo lei, adesso veniamo da qualche mese di pioggia intensa, però ciò non toglie che magari in futuro avremo siccità. L'abbiamo visto 2 stati fa con un'estate secchissima in cui ha distrutto le culture, le ha rase al suolo. Adesso ci troviamo con lo stesso risultato, cioè culture distrutte ma dovute a effetti diversi che sono quelli della pioggia. Quindi è necessario creare una rete infrastrutturale di piccoli invasi affinché vadano un po' a tutelare quelle che sono le istanze dell'agricoltura. Senta direttore, allora noi abbiamo dato una situazione critica nella zona di Montegalda, di Chiampo fino a Villaga. C'è qualche comune che sta soffrendo particolarmente dal punto di vista appunto delle colture? Insomma, il mese di maggio è un mese importante. Beh, come dicevo prima, è il mese in cui si va a seminare tutti i prodotti, quindi chi aveva già seminato probabilmente dovrà riseminare perché l'acqua spazza via tutto. Le colture che magari erano già nate, alcune verranno soffocate dall'acqua, e quindi questo creerà dei forti disagi, e purtroppo il meteo non lo possiamo controllare, però
sarà nostra cura anche con i nostri tecnici nei giorni successivi a valutare i danni. Adesso secondo me è il momento di lasciar lavorare chi di dovere, lasciare fare le cose in pace, poi da domani si vedrà la conta dei danni. Quindi è il momento di tornare, insomma, di ripristinare la situazione, poi la conta dei danni arriverà dopo. Tra l'altro è stato dichiarato lo stato di emergenza che comporta una serie di cose, c'è la burocrazia di mezzo, è chiaro, ma lo stato di emergenza è un po' come bussare alle porte di Roma per poter arrivare ad ottenere dei finanziamenti. Le faccio l'ultima domanda prima di congedarla. Finanziamenti per i danni che avete avuto nei mesi scorsi sono arrivati? I ristori? Le domande sono state fatte, poi purtroppo i ristori devono ancora arrivare, ma in ogni caso non coprono i danni subiti. Quello che dobbiamo ragionare noi non è ragionare sempre sull'emergenza o arrivare quando il danno è stato fatto. Bisogna cominciare veramente ad avere una cultura della prevenzione, che poi parte appunto dal mettere al centro, dal mettere come un elemento strategico anche l'agricoltura, non solo come produzione, ma come tutela del territorio. È da lì che bisogna partire. Grazie direttore per essere stato con noi, grazie. Arrivederci, Pietro Guderzo. Arrivederci. Direttore del Coldiretti di Vicenza, grazie davvero. Uno sguardo ai social network con il sindaco di Fara di Soligo. Torniamo nella Marca trevigiana che ha diramato, vedete quanto vengono utilizzati i social network in questi casi, sono davvero il primo strumento di comunicazione tra i primi cittadini e gli cittadini stessi, i residenti dei comuni. Attenzione, abbiamo momentaneamente chiuso per allagamento via San Tiziano, incrocio con via Cal della Madonna e via Sernaglia. Il forte temporale ha fatto saltare il quadro dell'illuminazione pubblica in più punti. Non appena possibile ripristineremo. Siamo attivi con la protezione civile e gli operai del comune. Una situazione simile si sta verificando anche ad Oderzo. Allora, avete visto, la situazione è complessa nella zona della Marca trevigiana, in particolar modo nella Castellana. Il Museo dei Sassi sta facendo paura. Rimane l'allerta anche su Padova. Vedo collegata la nostra Valentina Visentin, questa volta è in compagnia del vice sindaco Andrea Michalizzi, che ha aperto il COC questa mattina. Valentina, eccoci, buonasera, torniamo da te. Eccoci qua, come promesso vi mostriamo il Bacchiglione, la piena è confermato il passaggio intorno alla mezzanotte, le piogge sono cessate, questa è già una buona notizia perché insomma erano proprio cruciali queste ore per capire la situazione e definire la situazione della città. Qui con me c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi, l'ultimo COC c'è stato alle 7:30, quindi per domani cosa ci dobbiamo aspettare guardando adesso il fiume? Ma noi adesso siamo qui, c'è anche la protezione civile, oggi tutto il giorno abbiamo svolto operazioni di soccorso per situazioni dovute più all'acqua che è piovuta. Adesso, visto che il temporale del pomeriggio non è stato violento come quello della scorsa notte, insomma l'unico osservato speciale è il passaggio della piena sul Bacchiglione. Se è confermato il picco per mezzanotte, insomma tra un'oretta dovremo sapere un po' la situazione. Noi siamo qui sul posto, oggi abbiamo avvisato, preallertato i residenti della zona della Paltana, che al momento è la situazione più attenzionata perché è quella più esposta alla piena del Bacchiglione, trattandosi di un'area golenale, e quindi insomma assistiamo qui al passaggio, al transito della piena. Confermiamo domani scuole aperte, visto che insomma la situazione meteo è, almeno qui nel Padovano, è in fase di risoluzione. Sì, le strade sono percorribili, abbiamo ancora qualche strascico dall'evento della notte scorsa, ci sono 3 sottopassi ancora chiusi, qualche strada. Ecco, con il fortunale di questo pomeriggio, di questa sera, abbiamo avuto qualche problema con degli alberi e le squadre stanno intervenendo, sono un paio le situazioni sulle quali siamo intervenute, per fortuna non ci sono conseguenze su danni a persone e quindi domani insomma dovrebbe rientrare tutto regolarmente perché le condizioni meteo si stabilizzano per un po'.
Grazie allora al vice sindaco Michalizzi, noi restituiamo la linea allo studio. Buona serata. Grazie al vice sindaco, la nostra Valentina Visentin. Prima di chiudere vi voglio leggere questa notizia che in qualche modo riassume che cosa è successo in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono le dichiarazioni di Marco Marani del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, direttore del Centro Studi sugli impatti dei cambiamenti climatici. Dice l'altezza di precipitazione di 230 millimetri in 6 ore a Velo d'Astico, Vicenza, corrisponde ad un tempo di ritorno di più di 300 anni, ovvero un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni. Eppure noi stiamo continuando a raccontarvi di un territorio ferito, di un territorio che va sotto quando piove. Bene hanno lavorato i bacini di laminazione, da più parti è arrivato il ringraziamento per il lavoro fatto dalla Regione del Veneto con i bacini di laminazione e in questa direzione bisogna continuare a lavorare. Sono le 22:55, io ringrazio davvero tutti i colleghi che si sono collegati con noi, che ci hanno raccontato attraverso le immagini il territorio, colleghi giornalisti, colleghi tecnici, ringrazio la regia e i colleghi in redazione che ci hanno supportato con tutti gli aggiornamenti. A voi una buona notte e grazie per averci seguito. Arrivederci.